Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati. Un'altra giornata da raccontare sul fronte, non solo sul fronte della emergenza coronavirus e questa fase 3 con tanti interrogativi e tanti scenari che si pongono di fronte e ovviamente molte le cose da dire, accompagnandovi come sempre alla conferenza stampa delle 12:30 in protezione civile a Marghera con il governatore Zaia e le novità di oggi. In un Veneto che da ieri è Covid free nelle terapie intensive, una svolta importante. Vedremo poi quando arriveranno i dati del bollettino di questa mattina e quindi delle ultime ore se ci sarà una conferma di questa importante svolta di cui ha parlato ieri il governatore Zaia, anche se poi ha detto ovviamente non è motivo di far festa, bisogna tenere alta la guardia anche perché il ritorno della pandemia secondo l'Ocse, ne parleremo fra poco, potrebbe portare una perdita del PIL del 14% in Italia, già ora si attesta intorno all'11% secondo l'Ocse. Vedremo, ci sono tante cose da dire anche sul fronte della questione politica con lo scontro ormai sempre più aperto e la palese impossibilità di una mediazione sulla data delle elezioni con i governatori che ieri hanno preso una posizione netta con una lettera al governo dicendo che vogliono far prevalere le prerogative delle regioni, in questo senso la possibilità di poter aprire la finestra dal 6 di settembre. Come sapete in governo invece con il voto alla Camera poi ha fissato, cioè almeno c'è stato il voto alla Camera per fissare la prima data utile dal 20-21 settembre, una finestra ancora che potrebbe portare addirittura a dicembre perché non c'è, e lo ha ricordato ieri Zaia, il voto, non c'è ancora una data sul voto, addirittura la spaccatura nel centrodestra, Fratelli d'Italia minaccia di fare ostruzionismo e chiede addirittura a ottobre. Poi il fronte economico, le nuove linee guida diramate per discoteche, per ristoranti, legate ovviamente alle cerimonie e quant'altro. Lo vedremo fra poco, sono tutti argomenti ovviamente che porteremo all'attenzione, di cui discuteremo anche con i nostri ospiti, sempre in attesa ovviamente di sentire quello che dirà il governatore Zaia nella conferenza stampa. C'è però la cronaca che si impone in queste ore. Già ieri la drammatica vicenda del ragazzino di 11 anni nel Padovano annegato mentre cercava di raccogliere il suo pallone, annegato nel Brenta, nel Padovano. Ne parleremo fra poco, l'abbiamo raccontato ieri nel corso della nostra edizione straordinaria. Ma poi 2:20 della notte a Paese, un incendio in un'abitazione, ha coinvolto anche un magazzino e purtroppo ci sono 2 vittime, 2 donne morte carbonizzate in questo incendio, un uomo intossicato. E poi ancora il maltempo che ha colpito il Veneto, soprattutto la Marca Trevigiana falcidiata in questi giorni, e ha colpito soprattutto l'area di Follina con allagamenti e frane e smottamenti. Partiamo allora da Paese dove c'è il nostro Lucio Zanato che ci racconta di questa drammatica, di questa tragedia avvenuta poco dopo l'1 di notte, se non sbaglio. Lucio, è così? Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Mi trovo lungo la Feltrina, in una laterale, anzi se vogliamo nella Feltrina vecchia, tanto per intenderci. L'altezza è poco dopo l'incrocio da Oro, siamo nel territorio di Paese. Questa è un'area che è stata ricondotta nel tempo, siamo vicini al Consorzio Agrario, direzione appunto Postioma. Qui intorno all'1 e qualcosa, l'1:40 della notte è scoppiato un incendio. Come vedete alle mie spalle ci sono i mezzi dei Vigili del Fuoco che hanno operato per tutta la notte e stanno ancora operando, e qui c'è un andirivieni costante di persone e un andirivieni costante di forze dell'ordine e poi anche di personale sanitario. Cosa è successo? Sostanzialmente in questo incendio sono perite 2 persone, Fiorella Sandre di 74 anni e Franca Fava di 58. Le 2 donne abitavano assieme al marito della signora Fava, ovvero Sergio Miglioranza di 69 anni. Cosa è successo? Praticamente questo incendio non si sa bene se innescato oppure se per cause diciamo così accidentali ha intaccato prima l'esterno della casa e successivamente all'interno. Le 2 donne all'interno non riuscivano perché c'era chi aveva problemi di deambulazione, le 2 donne non sono riuscite ad uscire, sono state bloccate dal fuoco e alla fine si sono rintanate nella parte posteriore di questa abitazione, dove purtroppo
purtroppo c'erano delle inferriate e questa è stata la loro fine in 2 stanze diverse. Però tutto questo ce lo racconta il responsabile dei Vigili del Fuoco che abbiamo intervistato qualche istante fa, l'abbiamo fermato e prego la regia di mandare il contributo, il primo. Sì, c'è stato un incendio di cui stiamo adesso ricostruendo la dinamica, nel senso stiamo cercando di capire se ha avuto origine dall'esterno o dall'interno, le motivazioni per le quali ha avuto origine, però è stato molto violento perché c'era una quantità di materiale molto elevata accumulata sia all'esterno dell'abitazione che anche all'interno dell'abitazione, per cui ha avuto una violenza particolarmente elevata nello svilupparsi e nel propagarsi. C'erano anche delle bombole di gas, quindi di GPL disseminate un po' dappertutto nel giardino e che hanno ulteriormente incrementato sia la pericolosità di intervento per noi e sia la violenza dell'incendio. Purtroppo 2 persone sono state coinvolte, sono decedute all'interno, la seconda l'abbiamo individuata poco fa. Dove si trovavano? E una nella parte retrostante dell'abitazione, cioè nella parte opposta rispetto all'accesso all'abitazione. Probabilmente hanno avuto difficoltà ad uscire perché appunto le fiamme erano, questa è la ricostruzione sommaria che vi faccio ma che dovrà essere confermata. Hanno tentato di scappare? Hanno avuto difficoltà ad uscire dalla porta che era interessata direttamente dalle fiamme, si sono barricate verso la parte opposta all'uscita e sono rimaste intrappolate all'interno perché poi le finestre avevano delle inferriate e non potevano uscire, né tantomeno noi abbiamo avuto modo di portare soccorso in tempo e sono state... No, su 2 ambienti diversi, una nel bagno e una in un altro ambiente che non sappiamo bene di che cosa fosse adibito, adesso dobbiamo ricostruirlo. Dove si trovava il sopravvissuto? La persona sopravvissuta era all'esterno perché lui sembrerebbe fosse al piano superiore, quindi ha avuto modo di uscire da una scala esterna e quindi ha avuto più facilità nel mettersi in salvo. Cosa vi ha detto quando siete arrivati? No, io non abbiamo parlato, è una cosa che stanno seguendo i carabinieri con il magistrato che è qui sul posto. Il fuoco è partito dall'esterno comunque? È una delle ipotesi più plausibili, però è in fase di approfondimento anche questo. Ma voi non avete trovato acceleranti, non avete trovato nulla? No, non abbiamo ancora indagato in maniera approfondita, però così sommariamente a vista sembrerebbe di no. Ma c'erano tante bombole di gas. Morte per il fuoco o per il fumo? Cioè sono state raggiunte anche dal fuoco? Sì, cioè nel senso che sono carbonizzate. Ma perché l'incendio è stato molto, molto violento e probabilmente sono morte molto tempo prima di essere carbonizzate. Giusto per capire quante squadre, quanta gente? Allora, sono diverse squadre, sicuramente 4 o più di 4, ci è venuto incontro in aiuto anche Mestre perché parte delle nostre squadre erano impegnate a Follina per la bomba d'acqua che c'è stata lì, per cui qui avevamo una squadra e mezza e quindi avevamo bisogno di aiuto anche da Mestre, però ripeto lo scenario, se poi avrete modo di andare a vedere capirete che è molto particolare, nel senso che c'era una quantità enorme di materiale accumulata all'esterno che ha reso difficile il nostro intervento e pericoloso perché c'erano bombole di gas che esplodevano, cioè un cappellotto di una bombola è qua nel piazzale di qui. Quindi sono stati degli scoppi nella notte? Sì. Serie continua. Ha dato lui l'allarme? No, pare una delle telefonate è arrivata da una delle signore che stava dentro. A che ora? Intorno all'1, ma è arrivata alla 113, alla questura, che poi ce l'ha girata a noi.
e era una delle signore che appunto chiedeva soccorso perché era trappolata nel bagno e non riusciva ad uscire. Vai Lucio, sei in diretta. Nicola, prendo... Sì. Queste erano le parole dell'ingegner. Erano le parole dell'ingegner Giuseppe Quinto dei Vigili del Fuoco di Treviso. Abbiamo sentito anche Esatto. drammatica il dettaglio che a chiamare, se non ho capito male, è stato proprio una delle signore che poi purtroppo è morta, quindi le ultime grida disperate di aiuto di questa signora che è rimasta intrappolata. Sì, esatto, e questo è uno dei tanti particolari drammatici di una vicenda davvero particolare, anche perché adesso il pubblico ministero, che magari riusciremo a vedere più tardi nelle immagini, Anna Andreatta, si è recata subito sul posto. Le salme sono ancora all'interno, come ha detto appunto l'ingegner Quinto. Abbiamo visto dei mezzi arrivare, probabilmente nelle prossime ore ci sarà il trasporto delle salme all'obitorio, purtroppo dei corpi carbonizzati. Tutto sta nel capire se l'incendio sia di origine dolosa oppure se sia stato l'accumulo di materiale, un accumulo quasi seriale di materiale intorno alla casa ad aver poi magari per una banalità innescato questo incendio. Di sicuro sappiamo che Sergio Miglioranza è stato ricoverato all'ospedale non con gravi ustioni ma in stato assolutamente confusionale, quindi in stato di shock. Non ha saputo spiegare che cosa è successo appunto all'esterno della casa, perché stando appunto alle testimonianze dovrebbe essere partito dall'esterno il rogo. Noi tra l'altro qui adesso magari facciamo vedere, c'è un andirivieni di carabinieri, però se Nicoletta fa vedere le immagini, le sposta l'inquadratura, oltre ai giornalisti sulla sinistra ci sono anche persone, parenti che sono qui praticamente dalla notte, dalle 3 del mattino per questo evento tragico, e stanno anche loro cercando di capire che cosa sta succedendo, che cosa è successo e perché appunto queste due persone sono decedute. Che cosa si può dire di questa, diciamo così, di questa famiglia? C'era questa coppia, Sergio Miglioranza e Franca Fava, praticamente erano sposati da diverso tempo, lui lavorava da Guaraldo, hanno avuto un figlio che purtroppo a Jesolo un po' di anni fa ha avuto un incidente sul lavoro ed è morto. Pare che questo sia stato anche l'innesco per una serie di problemi, di momenti di difficoltà familiare, e questo abbia naturalmente creato anche qualche problema a Sergio Miglioranza, il quale poi, una volta andato in pensione ma anche prima, continuava vediamo il comandante dei carabinieri che sta uscendo, non è ancora il capitano ma è il riferimento. Vedremo poi successivamente se riusciremo a raccogliere anche una testimonianza appunto da parte del comandante dei carabinieri. Ricordiamo che c'è il capitano Gabriele Favero della compagnia di Montebelluna. Dicevamo appunto che questa era una famiglia che aveva avuto un grosso lutto di un giovane, per un periodo erano stati a paese, poi si erano trasferiti in questa palazzina che non si riesce a vedere perché è circondata completamente da alberi, è praticamente all'interno di una foresta, ci hanno detto i Vigili del Fuoco. Non si riesce a raggiungere nemmeno dalla feltrina, non si riesce a vedere nulla, se non quando io sono arrivato questa mattina, poco dopo aver ricevuto la notizia, che un filo di fumo che si innalzava proprio dal centro di questo bosco, possiamo definire. Che cosa può essere successo? Non si sa. L'unica cosa che, come dire, ha fatto un po' anche chiacchierare, chiamiamola così, era questa presenza, queste due donne insieme a quest'uomo, a Sergio Miglioranza, e proprio in base a questi, diciamo, rapporti familiari sentiamo una seconda testimonianza che abbiamo raccolto di una delle parenti di Sergio Miglioranza. Il fratello di questo mio cugino Miglioranza, Beppi, lo chiama Beppi, ha preso fuoco anche lui la casa. Perché mi ricordavo il nome, è quello che abitava a Treviso. Sì, ha preso fuoco la casa e addirittura ha preso fuoco anche sotto l'appartamento
l'altro appartamento e dopo è andato a abitare con mia cugina. Ma chi è questo altro signore? Il fratello, anche lui ha preso fuoco la casa. Ed erano tutti abituati a accumulare oggetti o cose del genere? Adesso non lo so, no, lui era diverso da questo. Questo qui viveva con la moglie Franca e un'altra signora. Lui dicono che ha telefonato alle altre mie cugine, la sorella che è, come si può dire, disturbato, però non è stato intaccato lui. Sotto shock probabilmente. Sotto shock. Ha detto qualcosa? Non ha detto niente. Io quello che so è che lui è sotto shock all'ospedale e le due donne carbonizzate. Volevo venire a vedere, pensavo che mi lasciassero perché insomma siamo cugini di primo grado. Non mi lasciano, così. Era mai successo qualche altro episodio che riguardava questo signore però? Sì, ha perso il figlio. Ha perso il figlio e è rimasto senza questo qui. E un ragazzo giovane, lavorava a Jesolo con la gru, non so come si sia preso. E so se un incidente sul lavoro? Sì, comunque. Tanti anni fa? Sì. E poi da allora? Da allora è rimasto con la moglie e questa signora che abitava insieme, non so, un'amica, non si sa. Ma ha mai manifestato disturbi con No. Aveva questa passione di accumulare cose? Sì, sempre lui, polli, scatoloni, roba, era un po' così lui. Adesso c'erano vediamo. molte bombole, anche di gas, cose. Questo non lo so perché abitava a paese lì, lo vedevo, e mia cugina al Bari in piazza. Ma non abitava qua, sì? Sì, abitava qua, però anni fa abitava a paese vicino al Treforno. Il rapporto era tranquillo con la moglie o era irrespeto in qualche modo? Non si sa niente, si può esprimere. Non sapevate niente? Non si può dire più di così, perché se c'era anche un'altra donna che viveva assieme. A voi sembrava strano allora questa? Non è normale. Diceva che erano amiche, si davano una mano. Così si dice. Adesso non mi metterei mai su Antena 3. Che lavoro aveva fatto? Il mio cugino lavorava a Guaraldo. E la Sì. signora invece? Era tanti anni che era rinchiusa dopo questa perdita del figlio, non è più. E Non si era più avevano altri ripresa? figli? No. E difficoltà, come dire, di deambulazione erano collegate a questo stato psicologico? Ma questo non potrei dirglielo, so che lui era un po' strano, come Ma la signora che ci ha fatto camminare, la moglie? aveva 59 anni, ragazzi, Una donna giovane. 59 anni. Il figlio si ricorda come si chiamava? Walter? Ed era il figlio unico? Sì, figlio unico. È un disastro. Con l'altro mio cugino 2 mesi fa anche lui ha preso fuoco. Cioè proprio. Sento niente. Così avete sentito la testimonianza del parente. Noi rimaniamo qui naturalmente per raccogliere altri particolari di questa vicenda sulla quale sicuramente è già aperta un'inchiesta, e se non ci sono domande da studio ti restituisco la linea, Nicola. Grazie allora Lucio Zanato. Importanti anche le testimonianze che hai raccolto e che hanno fatto un po' un primo quadro di questa vicenda, di questa tragedia che ha sconvolto evidentemente paese ma anche la Marca, insomma due donne morte in modo orribile all'interno di questa abitazione distrutta dalle fiamme. Ma dicevamo, le ultime ore hanno fatto registrare ancora cronaca e in questo caso è il maltempo che continua a flagellare come era previsto peraltro da giorni, visto che è stato aperto uno stato di emergenza dalla regione, soprattutto la Marca trevigiana. Ieri abbiamo raccontato della notte di paura a Castelfranco, nella zona castellana. Questa notte è stata una notte di paura soprattutto nell'area di Follina. Allora ci racconta quanto accaduto a Follina in collegamento telefonico con noi Lina Paronetto. Lina. Buongiorno.
Si temeva un ripetersi di quello che è successo a Castelfranco Veneto, tanto che a Castelfranco, dove l'esondazione del torrente Avenale, come abbiamo mostrato ieri, ha creato grossissimi disagi fino a Piazza Giorgione. Ecco, si temeva che fosse quella nuovamente la zona coinvolta dalle precipitazioni di questa notte, e invece l'ennesimo violento nubifragio, chiamiamolo pure bomba d'acqua, ha colpito verso l'ora di cena ieri sera la località in particolare di Follina, dove si sono registrati non solo allagamenti di scantinati, ma anche smottamenti che hanno costretto a chiudere alcune strade. Le zone maggiormente interessate sono state località La Bella e la zona Pedeguarda, a causa anche in questo caso dell'esondazione di un torrente, il Vallata, tanto che una famiglia con 2 bambini proprio in via Vallata è rimasta isolata ed è stata raggiunta dai vigili del fuoco a piedi, mentre la strada è stata sgomberata con un mezzo del comune, in modo da poter far uscire di casa questa famiglia e permettere che venissero accolti da dei familiari, da dei parenti altrove. A causa appunto dell'esondazione sono dovuti intervenire sul posto 4 squadre dei vigili del fuoco arrivati da Conegliano e Treviso, risultano una trentina gli interventi eseguiti nella zona, una frana si è registrata a Farrò e ci sono strade bloccate anche a Rolle e Le Crode, quindi una situazione davvero complessa. Ci sono state davvero scene molto preoccupanti, strade che si sono trasformate in fiumi di fango, di fatto lo vediamo anche dalle immagini, con giardini e seminterrati, anche di locali pubblici invasi dall'acqua. La preoccupazione naturalmente prosegue, soprattutto per le frane, anche in territorio di Tarso. Dobbiamo dire che alcune frane, con la caduta di massi sulla strada, hanno interessato anche un altro territorio non vicinissimo, quello di Borso del Grappa. Quindi purtroppo in questi giorni in cui le precipitazioni continuano, il terreno è intriso d'acqua e i corsi d'acqua, i bacini di laminazione faticano a trattenere tutto quello che appunto cade dal cielo con queste precipitazioni particolarmente abbondanti, l'allerta rimane alta e purtroppo vediamo che la conta dei danni di giorno in giorno aumenta. Per ora è tutto, vi restituisco la linea, naturalmente se ci saranno aggiornamenti pronti insomma a fornirveli. Grazie. Grazie allora anche a Lina Paronetto, e in qualche modo legato al maltempo pare essere la tragedia avvenuta nel pomeriggio di ieri lungo il Brenta, nell'Alta Padovana, con il ragazzino di 11 anni caduto in acqua, forse perché l'argine sotto i suoi piedi ha ceduto e stava cercando di recuperare il pallone. Una tragedia davvero che ha sconvolto la comunità. Tragedia sul Brenta, nell'Alta Padovana, tra Grantorto e Carturo. Un bimbo di 11 anni ha perso la vita trascinato dalle acque del fiume e annegato dopo che in molti hanno tentato invano di aiutarlo. Il ragazzino, nato a Cittadella da genitori marocchini, stava giocando con i fratelli lungo l'argine del fiume a Grantorto, dove risiede la famiglia, quando, per cause da accertare, è caduto in acqua e immediatamente è stato trascinato dalla forza della corrente. I fratelli e poi altri passanti hanno cercato di intervenire, ma la corsa del bimbo è finita solo oltre 2 chilometri più a valle, a Carturo, dove il corpo è stato recuperato ormai senza vita. Una tragedia che ha indotto la madre a tentare 2 volte il suicidio poche ore dopo. Sul posto il SUEM, i vigili del fuoco e i carabinieri. Questa dunque la tragedia del padovano, il ragazzino di 11 anni. Queste dunque le notizie, diciamo, di cronache che hanno ovviamente interessato il Veneto nelle ultime ore. E, dicevamo, c'è anche poi tutta la questione dell'emergenza coronavirus. Lo dicevo prima del dato dell'Ocse, lo leggiamo dal sito di Repubblica, parliamo ovviamente del grido, diciamo, della ferita economica. Il PIL italiano
italiano crollerà dell'11% nel corso del 2020, livello paragonabile a quello di Francia, Spagna e Regno Unito, ma potrebbe andare peggio se il Covid dovesse tornare a mordere in autunno. Peraltro una ipotesi non proprio peregrina, anzi costringendo a nuove chiusure. In questo sciagurato scenario la contrazione arriverebbe al 14%, è la stima dell'Organizzazione internazionale per la cooperazione e lo sviluppo economico, l'OCSE, che nel suo nuovo outlook economico sconta appieno la devastazione economica del coronavirus, definita la peggiore crisi della seconda guerra mondiale, capace di portare appunto devastazione per la salute, il benessere e il lavoro delle persone, uno sconvolgimento che ha appunto portato conseguenze tragiche. Dunque questa previsione molto fosca dell'economia italiana, insomma, in un eventuale scenario di peggioramento del Covid, di un ritorno, diciamo, della pandemia in autunno. Adesso invece la situazione, come sappiamo, è di una uscita dall'emergenza ovviamente sanitaria, non certo di quella economica. Peraltro leggiamo in un lancio di agenzia che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente a Vo, il comune appunto che è stato focolaio, simbolo insomma del coronavirus in Veneto, per la inaugurazione del prossimo anno scolastico, lo confermano fonti del Quirinale. Pare appunto che il capo dello Stato potrebbe essere presente nel paese simbolo, diventato poi il paese simbolo anche della intraprendenza della squadra veneta, della squadra scientifica veneta, con quell'esperimento di screening di massa diventato uno screening quasi da scuola in tutta Europa. Ebbene, dovrebbe esserci il presidente Mattarella a inaugurare l'anno scolastico, un anno scolastico appunto che potrebbe essere caratterizzato, lo sappiamo dalle polemiche di questi giorni, da tante ancora incognite. A proposito di incognite, torniamo alla questione politica. Come dicevamo, ieri abbiamo raccontato e fatto sentire le parole del governatore Zaia, insomma irritato ovviamente con il voto alla Camera e all'emendamento di Forza Italia per quel sì al primo voto utile, prima data utile 20-21 settembre, con i presidenti di regione invece, i governatori che chiedono invece di poter far tornare la finestra almeno dal 6 di settembre. Di questo abbiamo parlato anche di questo ieri sera con il costituzionalista Mario Bertolissi, professore che guida, diciamo, il pool per l'autonomia del Veneto, e ha parlato anche non solo di autonomia ma anche di elezioni. È tornato a ribadire un concetto che riguarda lo slittamento di queste elezioni. Sentiamo cosa ha detto il professor Bertolissi ieri sera. Per quel che mi riguarda, il rinvio doveva essere contenuto nei termini temporali più limitati, perché le elezioni sono una cosa seria, e creare un precedente che consenta di ritenere che se vogliamo le facciamo, se non vogliamo non le facciamo, le rimandiamo, è una cosa grave. Non tanto oggi, ma può prospetticamente, cioè un domani, rivelarsi tale. La decisione che mi pare sia stata presa di farle a settembre, io mi auguro che non ci siano complicazioni, perché non è che sono felice se per caso si avvantaggia una parte politica piuttosto che l'altra. Io ragiono da cittadino e ragiono nella specie come studioso del diritto costituzionale. Allora, posto quello che le ho detto, mi auguro che a settembre non ci siano complicazioni, però cominciano le scuole, auguriamoci che non ci sia una ripresa del contagio, bisogna disinfestare prima, bisogna farlo dopo, e ecco, mi auguro che non ci siano problemi, però è il differimento da luglio, quando magari c'è il sole, adesso sono tutti usciti, meno preoccupazioni, a settembre sì, corrisponderà ad un calcolo, però è anche un bel azzardo. Un azzardo lo definisce anche un precedente, in sostanza pericoloso. Non so se abbiamo il nostro Filippo Fois in collegamento da Marghera per una velocissima anticipazione della conferenza stampa, poi andremo in pubblicità e poi avremo il nostro ospite con cui parleremo ovviamente di economia. Avremo Federico Capraro, presidente di Confcommercio Ascom, Confcommercio Treviso. Vedo Filippo Fois. Allora Filippo, direttamente dall'interno della sala stampa dell'unità di crisi di Marghera. Filippo, a te.
Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Mi scuso, io devo mantenere obbligatoriamente le mascherine perché siamo all'interno, come potete vedere, del luogo in cui si tengono le conferenze stampa del Presidente Zaia e giustamente è ancora in vigore l'obbligo di mantenere la mascherina anche negli interni, in tutti i locali della protezione civile della Regione. Come dicevi tu, tra poco ci sarà la conferenza stampa del Presidente Zaia. Ieri abbiamo dato la notizia dell'assenza di positivi nelle terapie intensive del Veneto, per cui i dati sono in continuo miglioramento, anche se rimane sempre valida l'avvertenza che è stata data ed è stata ribadita anche ieri dal Presidente della Regione che il virus è ancora in giro, per cui bisogna mantenere tutte le precauzioni che sono, insomma, oramai ripetiamo da diversi mesi. Ci sarà anche un ospite particolare, l'aveva annunciato il governatore Zaia, se non sbaglio? Sì, devo dire in questo momento non ho l'appunto, però continuano diciamo, i resoconti delle persone che hanno diciamo, dato il loro contributo nella lotta al contagio e nelle cure ai malati di coronavirus in prima linea, per cui ricorderete l'ultimo era stato il coordinatore, scusate che metto a posto la mascherina, l'ultimo era stato il coordinatore regionale del 118 Veneto, Paolo Rosi, che ha raccontato proprio dall'interno come si era riorganizzato tutto il servizio per far fronte a un'emergenza che soprattutto nei primi mesi di marzo stava assumendo delle proporzioni estremamente preoccupanti, che poi fortunatamente si sono ridimensionate grazie all'impegno sia dal punto di vista sanitario che al lockdown. Però ecco, prosegue quindi questa serie di racconti dall'interno di come il Veneto sia riuscito a contrastare l'emergenza coronavirus. Infatti ci sarà la dottoressa Anna Maria Cattelan, che è il primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Padova, sì. Quindi ci darà un focus proprio su uno dei reparti, diciamo, più attivi in questa emergenza coronavirus. In primissima linea. Certo. Certo, benissimo allora. Sì, esatto, in primissima linea. Tra l'altro, se non erro, Nicola, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha annunciato che sarà a Vo sì, Euganeo, quindi certo. Uno dei primi focolai proprio a proposito di Padova. Fonti del movimento, ecco, stanno iniziando ad arrivare. Benissimo, allora ti lascio libero allora, te e il nostro Sandro Ponchio. Con te, grazie allora davvero, poi vedremo allora fra un poco meno di mezz'ora la conferenza stampa del governatore. Sì, le fonti del Quirinale appunto parlano di questa visita del presidente Mattarella. Allora pubblicità e poi parleremo un po' di economia e di questa fase 3. Quindi molto importante, potete intervenire e fare tutte le domande ai nostri ospiti dalle 13:30 in poi. Dicevamo fase 3 con le linee guida che sono state diramate ieri, le linee guida appunto che interessano soprattutto come a livello di novità, ad esempio i banchetti nuziali, le feste di compleanno, i pranzi per festeggiare i battesimi, le comunioni, le cresimi. In questo caso varranno le stesse regole dei ristoranti e quindi i gestori dovranno mantenere l'elenco dei partecipanti, ad esempio per un periodo di 14 giorni, dovranno essere riorganizzati gli spazi per garantire l'accesso agli spazi dei ristoranti e delle zone dove avvengono i buffet, ad esempio per le cerimonie. Ci sono le linee guida per i cinema. E quindi l'ipotesi di 200 persone al chiuso e 1000 all'aperto, e c'è anche il metodo di distanza ovviamente da rispettare all'interno dei cinema, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare. Anche in questo caso accesso per prenotazione e mantenimento dell'elenco delle presenze per 14 giorni. L'ipotesi del plexiglass c'è anche per i cinema, ad esempio se non fosse possibile garantire un distanziamento minimo, ad esempio all'interno dei cinema, potrebbero esserci divisori in plexiglass. Nei teatri, anche qui barriere in plexiglass tra l'orchestrale, ad esempio, se non c'è la possibilità di garantire il distanziamento. Insomma, tutte le nuove linee guida di cui parliamo, e non parliamo solo di questo ovviamente, con il presidente di Ascom Confcommercio Treviso, Federico Capraro, che vedevo qualche secondo fa collegato.
Eccolo qui. E voi? Benissimo, buongiorno. Allora, ha avuto modo di spulciare un po' questo documento che è stato diramato ieri, cosa dice, insomma, e cosa... poi vediamo un po' anche com'è lo stato dell'arte del settore commercio e non solo. Allora, intanto queste linee guida. Ma sono coerenti con la tendenza in corso, che avevamo parlato di M, che sono M di mascherina, M di metro e M di mani costantemente igienizzate. E quindi anche in questa fase si mantiene coerentemente questa linea che noi riteniamo assolutamente positiva. Mi permetta però di fare una correzione, perché la voglia di parlare di fase 3 è tanta ed è comprensibile, ma credo che sia più corretto parlare di fase 2 avanzata, perché siamo ancora nella fase delle riaperture e non già nella fase della ripartenza. Riaperture di una serie di attività che aspettavano queste disposizioni e che ora sono pronte a riaprire, anche tenendo conto di questi aspetti e quindi con tutta una serie di elementi che incideranno sull'attività. Penso ad esempio ai locali dell'intrattenimento che evidentemente dovranno riconvertire una serie di spazi ed anche una serie di servizi, però la riapertura è già un primo passo. Ecco, giustamente lei dice fase 2 avanzata, un po', si è un po' anche ironizzato in queste settimane, laddove si poteva su fase 2, fase 2 e mezzo, fase 2 e 3/4, fase 1 eccetera. Al di là delle definizioni, lo ha detto lei, insomma è iniziata questa riapertura, non ancora la ripartenza, e come sta andando, almeno per quello che può dirci lei, insomma, della zona di Treviso, della Marca trevigiana? Abbiamo raccontato in queste settimane, nelle scorse settimane, l'inizio, la riapertura dei bar con tutte le incertezze, le polemiche della Movida che poi appunto in qualche modo sono rientrate, almeno in un certo senso. Come sta andando? Che input avete sia per il settore appunto, sì, per il settore commercio, sia per il settore della ristorazione? Ma la fotografia in tempo reale in provincia di Treviso è la seguente, la riassumo per macro temi e anche con dei macro numeri che arrotondo per comodità. Per cui ad oggi abbiamo la quasi totalità degli esercizi commerciali riaperta. Per quello che riguarda i pubblici esercizi la percentuale supera il 75%, su questi sono da segnalare quasi tutti i bar aperti, mentre per la ristorazione mancano ancora all'appello una serie di realtà, quelle ovviamente sulle quali questi vincoli incidono maggiormente. I ristoranti di grandi dimensioni in realtà hanno già riaperto tutti. Per quello che riguarda il mondo del turismo e quindi gli alberghi, abbiamo una percentuale di aperture superiore al 50%, noi crediamo che nel mese di giugno questa percentuale vada ad aumentare, c'è un 25% che ha già dichiarato che riaprirà a settembre e quindi con la stagione prossima, ma questi sono i dati delle riaperture. Per quello che riguarda invece il sentiment, è chiaro che, come dicevo, è una partenza lenta, c'è un approccio nuovo, c'è un atteggiamento diverso, ancora molto timido, titubante da parte del consumatore, non tanto nell'attenzione che con tutti questi dispositivi è comunque un'attenzione che ormai sta diventando quasi naturale, ma una timidezza, dicevo, rispetto alla propensione alla spesa. C'è probabilmente bisogno da parte di ognuno di trovare un suo nuovo equilibrio che riguardi anche l'aspetto economico e quindi la capacità di spesa e la propensione agli acquisti. Per adesso noi registriamo gli acquisti solo di necessità, quindi non solo prima necessità, ma per quello che riguarda ad esempio il settore della moda o altri settori casalinghi, viene acquistato ciò che al momento serve. E strettamente serve, ma l'inizio anche delle riaperture nei confronti delle vacanze, di questi aspetti qui, noi speriamo porti anche ad aumentare anche gli altri acquisti. C'è qualcuno che ha chiuso invece?
diciamo che c'è qualcuno che non ha riaperto e tra quelli che non hanno riaperto ci sono anche, i dati che abbiamo lo dicono, delle prossime chiusure, cioè delle non riaperture che si trasformano in chiusure. Ha una percentuale di questo? Al momento registriamo un 20% in questo senso, che stiamo monitorando con massima attenzione proprio perché questi sono dei numeri che definisco nascosti, perché di fronte alla non riapertura, ripeto, in alcuni casi si delinea già una chiusura di cui avremo contezza a settembre-ottobre, che è per noi la stagione della verità, il momento della verità. Delle vostre richieste, insomma, di quanto ha fatto il governo, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, cosa sta facendo? Ma la premessa è doverosa. La situazione è tale per cui le richieste erano tante in termini quantitativi e in termini qualitativi e non tutte potevano essere soddisfatte in ragione ovviamente delle dimensioni della portata di questa emergenza. Tuttavia da evidenziare la burocrazia che non siamo riusciti a superare e che ha limitato nei tempi e nei modi una serie di misure che erano assolutamente necessarie in tempi stretti. Quali in particolare? Penso che ancora alcuni stiano aspettando l'assegno piuttosto che il quantum della FIS o della cassa integrazione. Credo che per rimettere tutti nelle condizioni, come dicevo, di ripartire, questo assolutamente è una cosa che non è accettabile. Per quello che riguarda le imprese, allo stesso modo le misure, i provvedimenti, penso ai numeri sul fondo perduto, penso alle pratiche dei famosi 25.000 euro, che sono tutte misure che non sono sufficienti nella quantità, però hanno dimostrato di non essere adeguate nemmeno nella qualità, come dicevo, perché i tempi di erogazione, le procedure di erogazione, insomma, non siamo riusciti a capire che di fronte a questa emergenza la reale risposta al Paese, alle imprese, era di cambiare passo di fronte ad un sistema che blocca l'attività, che è la burocrazia. Poi, chiudo, ad oggi è chiaro che aspettavamo rispetto ad una serie di soluzioni alle emergenze contingenti anche un piano di rilancio. Ciò che serve alle imprese è capire qual è la direzione del Paese per poter mettersi a seguire quella stessa direzione. Ecco, oggi questo aspetto manca. Devo essere sincero che di fronte invece alle amministrazioni locali e alla realtà regionale abbiamo trovato riscontri molto più veloci e concretamente molto più importanti per le nostre aziende. Quindi in sostanza lei dice di base fondamentale la prima cosa è mettere a regime la cassa integrazione, perché quella è la base. Ma questa è la base per l'immediato però, perché è una soluzione di emergenza che permette di traghettare il mese, ma non si può pensare che dal 10 del mese, che è la data nel quale uno aspetta lo stipendio, poi possa riceverlo in realtà il mese successivo, perché ci sono dei fabbisogni per ciascuno, per le proprie famiglie, per le spese, per l'affitto. Ecco, questo non è accettabile in un sistema come il nostro. Ma dicevo, ciò che a noi serve è avere un piano di rilancio, perché le imprese devono tornare a attivarsi, perché devono tornare a integrare nuovamente questi posti di lavoro. Ecco, quello è l'aspetto che manca, e fino a quando la circolazione delle persone è bloccata in questa maniera è chiaro che ciò non può avvenire. Lei diceva prima la data chiave per noi sarà settembre-ottobre. È preoccupato, e torniamo quindi a parlare anche della questione politica, è preoccupato ad esempio per il settore turistico per un voto a fine settembre? Non entro negli aspetti politici. No, certo, ma a livello di... Un po' mi sorprende pensare che in un momento come questo, in cui c'è la possibilità, perché le scuole sono chiuse, perché il momento è tale per cui tutti ancora sono a casa, il momento di poter convocare l'elettorato nel mese di luglio, lo si vada invece a posticipare come chiamata, che vuol dire anche bloccare le scuole, che vuol dire anche per il fine settimana del voto creare tutta una serie di
limitazioni ovviamente perché ognuno vota sul seggio di residenza, e bloccare il tutto in un periodo in cui noi contiamo di ripartire. Anche turisticamente crediamo che settembre possa essere una coda di stagione interessante, soprattutto per le zone della provincia. Ma al di là degli aspetti nostri territoriali, credo che faccia un po', sorprenda un po', ecco, il fatto che a luglio c'erano delle condizioni, ma si pensi di farlo in realtà a fine settembre, dove mi auguro le condizioni siano dal punto di vista sanitario assolutamente tranquille e sicure, ma sicuramente dal punto di vista dell'organizzazione possono presentare più problemi, insomma, della scadenza di luglio. Senta, le faccio le ultime due domande. La prima, un imprenditore insomma bravo guarda anche alle opportunità, anche in un'emergenza. Questa, lei lo ha detto anche più volte, questa emergenza però magari fa cogliere opportunità per il futuro, l'inventiva non manca insomma agli imprenditori. No, l'inventiva non manca, non è mai mancata nel nostro territorio, non è mai mancato il sacrificio, non è mai mancato la voglia e la forza di mettersi al lavoro, però mancano delle condizioni, ci sono delle opportunità, penso ai nuovi bandi regionali che stanno uscendo, ma le opportunità le deve offrire il mercato. Ecco, noi abbiamo sempre dimostrato di essere pronti a cogliere queste opportunità, ma mancano al momento questi requisiti. La grande opportunità che abbiamo invece come sistema non è compito certo degli imprenditori, delle associazioni di categoria, se non evidenziare questo aspetto. È compito della politica, cogliamo l'occasione, cogliamo l'opportunità di rimettere a posto il Paese, di togliere la burocrazia che blocca assolutamente lo sviluppo delle imprese, e mettiamone anche le stesse nelle condizioni di poter dal punto di vista dei finanziamenti, delle opportunità, dei bandi, degli aspetti anche economico-finanziari, mettiamole, dicevo, nelle condizioni di poter tornare a fare sviluppo. L'ultima domanda che le faccio è, caliamo proprio su Treviso città. Treviso città come riparte dopo questa emergenza ancora in atto, diciamolo, perché è vero che il dato sanitario va verso un'uscita dall'emergenza, ma il virus c'è ancora, e visto che oggi sono i 2 anni, diciamo, i primi 2 anni da sindaco di Mario Conte, insomma un giudizio sull'operato del sindaco Mario Conte, ovviamente calato sulla questione commercio, da parte sua. Treviso riparte, come ha dimostrato durante l'emergenza, come città da vivere. Treviso ha dimostrato, così come tutti i nostri centri, che con il valore della prossimità, il valore del negozio di vicinato, di colui che sta sotto casa e che ci ha permesso in questi mesi di rimanere a casa, ecco, da lì si può ripartire. Ovviamente c'è un cambio di passo, c'è una digitalizzazione evidente che noi stessi come Confcommercio portiamo avanti con Treviso Now, ma che è la strada da seguire. Diciamo una città che torna a vivere, che non è solo una città da visitare, non è solo una città da bere, come l'ho definita, ma è una città da vivere, con l'università, con una serie di poli attrattori molto importanti, ma anche con la responsabilità di essere il capoluogo di una provincia e quindi di doversi mettere a traino, a locomotiva di un territorio più esteso, quindi di una grande Treviso. Non credo, anche qui per cogliere le opportunità di cui dicevamo prima, che si possa pensare che fra 1 o 2 anni abbiamo ancora una provincia di Treviso con 94 comuni. Ecco, cogliamo le necessità di far sintesi, cogliamo queste occasioni per cambiare, alleggerire il sistema, parcellizzarlo meno, e considerato che in realtà attorno alla città di Treviso ci sono oltre 250.000 persone che vi gravitano in termini di abitanti, di coloro di utilizzatori, fruitori dei servizi della città. Ecco, io credo che Treviso sia pronta per fare il grande passo e essere il capofila di un territorio provinciale che ha grandi scenari davanti, se è messo nelle condizioni di spingere al massimo della propria capacità imprenditoriale.
Ma quindi secondo lei il futuro deve essere quello di una fusione di comuni, quindi meno comuni in questa provincia? Ma meno di tutto perché sia meglio in tutto, assolutamente anche meno comuni. La frammentazione, la parcellizzazione, che oggi è una corsa disperata a recuperare le piccole risorse ormai disponibili, credo che non abbia nessun senso. Credo che ci sia un ritorno a ciò che è locale, e ripeto, questa emergenza lo ha valorizzato, ma bisogna recuperare il valore del locale con un ragionamento, una visione d'insieme, non più uno a fianco all'altro e spesso in competizione con l'altro, ma insieme. Ecco che si parla di unione, di fusione, tutto ciò che volete considerato, però credo che sia necessario fare sintesi e, ripeto, Treviso su questo deve assumersi la responsabilità e il ruolo di capofila. Non mi ha detto però la pagella di Conte di questi 2 anni. Ma abbiamo, lo diciamo guardando alla categoria che rappresentiamo, quindi commercio e turismo e servizi, un riscontro sicuramente positivo, e abbiamo dall'altro lato la necessità di resettare nuovamente tutto, ahimè a causa di questo coronavirus, grandi erano i progetti, ma abbiamo la necessità di resettare tutto, di rismontare tutto e, ricondividendo con i portatori di interesse dell'area, ripartire. Quindi Conte è chiamato, dopo gli sforzi fatti, a ripartire da zero, perché è un territorio da ripianificare e riprogrammare secondo logiche che sono saltate in un secondo e che vanno assolutamente riviste. Ovviamente ci sarà bisogno da questo punto di vista di cambiare completamente schema rispetto al passato. Abbiamo dimostrato però che nei momenti di difficoltà le amministrazioni locali hanno dato tanto, e su questo bisogna dare atto anche all'amministrazione di Treviso, al sindaco e alla sua giunta di aver dato molto, e molto alla città e molto anche alle categorie economiche che rappresenta. Grazie allora, grazie davvero per questo suo excursus, questa sua disamina molto importante, ci ha fatto capire un po' com'è la situazione. Grazie a Federico Capraro, grazie, buon lavoro. Benissimo, avete sentito quindi i dati anche importanti delle aziende del settore del commercio in questa fase 2 avanzata, l'ha chiamata così il presidente di Ascom Confcommercio Federico Capraro, dando anche una sorta di voto insomma, positivo ai 2 anni del sindaco Mario Conte alla guida della città, ma con una visione da ripensare a causa dell'emergenza coronavirus, e quindi Treviso che diventi capofila di un territorio, insomma, non soltanto una città ma un vero e proprio capoluogo di provincia, come forse non lo è stato negli ultimi anni. Allora, io vedo l'immagine come sempre della selva dei microfoni nella sala stampa, quindi ci stiamo avvicinando alla conferenza stampa del governatore Zaia, che è fra pochi minuti, quindi teniamo la linea ovviamente. Eccolo qua, lo vediamo, è puntualissimo, anzi un po' in anticipo, sentiamolo. Buongiorno. Salutiamo anche, siamo in anticipo, no? Silvia, Violetta e Lea, dove sono? Ecco. So che avete un progetto, vi faremo fare un incontro con l'assessore Corazzari. Ho visto comunque il progetto. Benvenute. E direi di dare inizio. Intanto grazie e buongiorno a tutti. Ringrazio il comune di Castagnero, ha mandato ciliegie, dopo vi faremo avere ancora le ciliegie, e quindi grazie al comune di Castagnero. E voi sapete che il Veneto ha, pensate, 350 prodotti tipici, 160.000 aziende agricole e il PIL agricolo di 6 miliardi di euro, cioè non è una roba da poco. Quindi pensate che abbiamo avuto i primi marchi comunitari in Europa, li abbiamo avuti noi come Veneto. Abbiamo 52 denominazioni dei vini e siamo il primo produttore italiano e il primo produttore mondiale di vini, con la prima DOC, che è quella del Prosecco ovviamente. Inizierei col bollettino, però non prima di avervi detto, come vi avevo annunciato ieri, c'è la dottoressa Anna Maria Cattelan, e dopo la presenterò prima di passare la parola, e quindi la ringrazio per aver accettato l'invito. Stiamo un po' coinvolgendo
tutte le realtà che fanno parte, diciamo, delle prime linee, che non vuol dire mancare di rispetto a tutti gli altri, ma comunque coloro che hanno avuto ruoli fondamentali nella partita del coronavirus. Peraltro la dottoressa, tu sei anche il CTS, giusto? E quindi anche in comitato tecnico scientifico regionale. Annuncio che ci saranno altri professionisti che sono in CTS regionale li posso anche annunciare: il professor Vianello e il professor Baldo, che si occupano ovviamente di igiene, il professor Baldo e il professor Vianello pneumologo, che è l'uomo delle subintensive, e quindi avrete anche uno spaccato di quello che è anche questo aspetto. Però insomma vi dirò, la professoressa Dadalt mi ha confermato, verrà giovedì prossimo, e quindi parleremo di coronavirus e in età pediatrica, quindi anche questo fronte vediamo di saturarlo come richiesta. Allora, prego? Il professor Plevani che chiedevamo con sì, lo invitiamo, c'è anche il professor Lippi assieme. Sì, guardate, io mi ero riproposto di dare, come si può dire, lustro, visibilità e rendere gli onori a coloro che poi hanno lavorato. Sì, è tutto, vi ho citato qualche nome. Allora, i tamponi sono 772.767, sono 10.669 in più, quindi abbiamo processato 10.669 tamponi. Vi ricordo che la processazione dei tamponi avviene in 14 microbiologie del Veneto. Il laboratorio di riferimento, che è il primo laboratorio nazionale, è quello di Padova, che fa circa 2/5 dei tamponi del Veneto. I 3/5 li fanno gli altri 13 laboratori. Il numero dei positivi è 19.194, più 3. Peraltro una paziente ce l'ha anche la dottoressa Catalan, poi vi diremo, perché si è aperto un fronte delle badanti, nel senso che abbiamo un furgoncino che è arrivato, ne abbiamo intercettata una di queste signore e dobbiamo rintracciare le altre. Dopo la dottoressa Catalan vi dirà, magari se qualcuno magari chiede anche la badante che è in casa, se magari era in quel furgoncino, magari facciamo anche, come si vede, una chiamata di popolo, perché poi di mezzo ci sono degli anziani e che sono persone fragili rispetto al coronavirus. Le persone in isolamento sono 878, più 20. E voi dite perché? Cosa sta accadendo? Che sono andati a un matrimonio a Bologna. Abbiamo dovuto mettere in isolamento un nucleo familiare allargato perché in quel matrimonio abbiamo avuto notizia dall'Emilia Romagna che c'era un positivo. E quindi abbiamo 20 ignari veneti che sono in isolamento fiduciario, non sono positivi, e semplicemente perché hanno partecipato al matrimonio, perché se non ho capito male la sposa era veneta. Sì, è vero, no? E quindi facciamo gli auguri a questi 20 commensali che gli è andato male il matrimonio. Prego? Sì, a Bologna. Scusate. I ricoverati oggi fanno numero tondo, sono 300, sono meno 5, dei quali 66 positivi. Quindi sostanzialmente si sono negativizzati 234 persone, quindi 366 positivi. Le terapie intensive sono 15, il numero è invariato, vi confermo sempre 0 Covid nelle terapie intensive. I dimessi sono 3.464 più 5. I morti 1961, il numero è invariato rispetto a ieri, quindi la giornata a deceduti 0 oggi, cioè le 24 ore, e così vale per i 1405 dell'ospedale. I nati sono 100, anche un bel numero perché oggi ci sono tanti nati, 100. Bene. Detto questo, 2 o 3 notizie prima di passare la parola al nostro ospite. Primo, bella notizia di Vo, il Presidente mi aveva informato ovviamente, e voi sapete che sto portando avanti anche il tema di un'onorificenza e quindi di un riconoscimento ufficiale di peso
Il Presidente mi ha dato la totale disponibilità, mi aveva informato prima che uscisse il comunicato stampa di questa decisione e direi che è una bella decisione perché andremo a Vo a inaugurare l'anno scolastico, ci sarà ovviamente l'ospite d'onore, sarà il Presidente della Repubblica e poi ci saranno i bimbi, gli insegnanti, la cittadinanza e quindi penso che sia un bel riconoscimento per quello che è stata la storia sanitaria, epidemiologica del Veneto ed è un riconoscimento, è una forma di ringraziamento elevata anche nei confronti dei sanitari, di tutti coloro che hanno lavorato. Insomma, Vo è diventato un po' il paese simbolo perché è stato il primo paese della quarantena, hanno avuto il primo morto in Italia, vi ricordo che è il signor Trevisan di Vo, vi ricordo che Vo ha avuto la quarantena il 23 febbraio se non ricordo male, il 21 abbiamo avuto i primi 2 positivi, dopo 2 giorni abbiamo firmato l'ordinanza per la quarantena. Vo è la realtà dei primi 3.000 tamponi che io ho disposto sui cittadini, Vo è la realtà dello studio storico, degli altri tamponi, del sierologico, insomma di tutto quello che sapete meglio di me. Quindi bella notizia, bel riconoscimento per Vo e lasciatemelo dire anche per il Veneto. Che si aggiunge all'altra dichiarazione di qualche giorno fa del Presidente a favore dell'autonomia della Regione, per cui penso che la direzione sia segnata. Vi ricordo che abbiamo finanziato, l'assessore Lanzarini ha portato la delibera per il finanziamento di 90 ulteriori borse di studio per 9 milioni e 7. Quindi abbiamo le borse di studio e anche questo è un bel segnale, no? Siccome faremo il corso di laurea in medicina e chirurgia, 90 borse di studio 9 milioni e 7 ci costano. E siccome faremo il corso di laurea in medicina e chirurgia a Treviso, volenti o nolenti noi lo facciamo, e quindi invito tutti a iscriversi perché abbiamo 60 posti, li dobbiamo saturare. Vi ricordo che abbiamo già 8 reparti clinicizzati, che abbiamo già i primi 2 anni di corso attivati e che abbiamo un ospedale con 1000 posti letto che lo stiamo ultimando, o meglio stiamo realizzando, ma sarà ultimato nel giro di 8-10 mesi. In tutto questo contesto aggiungiamo anche le 90 borse di studio per gli specializzandi ed è un'ulteriore dimostrazione di quello che si può fare, insomma, come squadra veneta a sostegno di quello che sono appunto le specialità. E sulle borse, sul corso di laurea in medicina e chirurgia stiamo lavorando. La deadline, la data ultima, voi lo sapete, è rappresentata dal 16 di giugno, però io spero che col governo, ne ho parlato con il ministro Gualtieri, ho parlato con il ministro Speranza e con il ministro Boccia, col governo questa partita la si chiuda in maniera, come si può dire, pacifica, senza dover andare in Corte Costituzionale e quindi spendere soldi di avvocati e, come si può dire, farci venire il mal di fegato, perché su una roba così direi che proprio non è il caso di andare avanti. Non aggiungerei altro perché vorrei lasciare la parola alla dottoressa Cattelan. La dottoressa Cattelan è primario delle malattie infettive dell'azienda ospedaliera. Allora, se dovessimo immaginare uno scenario di guerra, la dottoressa Cattelan, nell'ottica dello schieramento delle truppe, era dentro la trincea in prima fila. Cioè, per capirci, lo dico a chi ci sta ascoltando da casa, le malattie infettive è quel posto nel quale il virus si taglia col coltello nell'aria, nel senso che lì arrivano i pazienti sintomatici, problematici, ed è lo sbarco dei pazienti. Lei ne ha curati più di 300, 316 se non ricordo male. Lei potrà parlarci delle sintomatologie, dell'approccio e anche della messa in sicurezza dei lavoratori, visto e considerato che ha 2 grandi primati la dottoressa Cattelan. Il primo, quello delle infezioni tra gli operatori, che è bassissimo, e il secondo è quello della riuscita delle cure, perché non dimentichiamoci che delle malattie infettive di Padova, insomma, l'esito è stato super positivo. E vi parlerà anche dei tamponi che ha fatto nella tensostruttura. Lo sapevo mica che ti avevi fatto il tampone. La dottoressa Cattelan. È vero. Brava, no? Confermo. Ma finalmente abbiamo un medico che fa i tamponi e parla dei tamponi, no? Cioè, e quindi facciamo del resto le malattie infettive fanno i tamponi, cioè se non le fanno le terapie intensive
scusate, le terapie infettive, chi volete che gli faccia i tamponi? Cioè loro proprio materialmente li eseguono, ovviamente non fanno le analisi perché poi quelle passano a Padova per il professor Crisanti che fa la processazione del tampone, ma fisicamente il tampone viene eseguito da loro. E lei è stata anche primario a Rovigo per 7 anni, se non ricordo male, e quindi io le passo la parola, non aggiungo altro, penso. Scusa Presidente, ci sarebbe qualche domanda a te prima su Mattarella, mi hanno chiesto i colleghi, poi prego. Filippo. Scusami. Sì, a proposito di Mattarella, del Presidente, noi sappiamo che avete interpellato il Presidente, cioè gli avete scritto, gli avete chiesto il suo intervento anche sul versante del voto dell'Election Day. Ora, ieri c'è stata questa presa di posizione della conferenza delle regioni piuttosto decisa, piuttosto energica, perché Bonaccini e Totti hanno detto per noi si vota il primo giorno, la prima domenica di settembre, non il 20 ma la prima domenica che mi pare sia il 6, no? Sì. Ora, su questo si sta innestando un braccio di ferro, insomma, tra governo, Parlamento e regioni. Una sua valutazione e se crede che si possa arrivare a un punto di equilibrio, perché mi pare che il Parlamento e il Governo stiano andando in diversa direzione, francamente. C'è già stato un voto alla Camera. Ma guarda, cioè, io penso che sia imbarazzante e anche disarmante assistere a un Parlamento bloccato da un dibattito sulla convocazione della data delle elezioni, quando ha davanti il Parlamento degli amministratori che sono sostanzialmente scaduti. Dal 30 maggio 6 presidenti di regione e 1500 sindaci sono scaduti, nel senso che hanno concluso la loro legislatura, punto. Questo Paese sta scrivendo una delle più pessime pagine di storia che poteva scrivere, non andare a votare che è la sublimazione della democrazia, no? Noi cittadini siamo chiamati al senso civico nell'andare a scegliere i nostri rappresentanti. È un paese che non vuole andare a votare, vi ricordo che la Francia voterà a metà giugno, è un paese che non vuole riconoscere che gli organi, diciamo, di governo debbano essere riconosciuti, eletti e scelti dal popolo. Vi dico che chi porta avanti questa filosofia è dichiaratamente, peraltro, secondo me, anche contro non solo la democrazia, ma anche contro l'autonomia. Perché una prerogativa delle regioni è quella della fissazione della data delle elezioni. Addirittura abbiamo assistito a un emendamento, siccome per chi non se ne fosse accorto la finestra partiva dal 6 di settembre, è stato fatto un emendamento per vietare alle regioni, perché poi questa è la verità, le uniche che potevano approfittare della finestra anticipata erano le regioni che possono convocare le elezioni, perché la regione dà la finestra, no? 6 settembre, 15 dicembre. Per vietare alle regioni di convocare subito le urne il 6 dicembre, hanno fatto un emendamento che si sono votati in Parlamento, vietando convocazioni prima del 15 settembre. Quindi hanno sostanzialmente bloccato le 2 domeniche iniziali della finestra, ovvero quella del 6 e quella del 13. È una pessima pagina di storia. Verrà ricordata, no? Mi scusi, un chiarimento. C'è un punto che non capisco. Se la convocazione del voto è di pertinenza regionale, come ha affermato lei, come ieri ha dichiarato Bonaccini, che si è detto arrabbiato per questa vicenda, allora questa competenza può essere esercitata solo nell'ambito di una finestra. Sì. Questo è il punto. Sì, perché questa sostanzialmente è un'adunanza straordinaria, perché noi avevamo la nostra finestra che penso andasse dal 15 maggio al 15 giugno, punto, noi dovevamo convocare le elezioni. A questo punto, con grande senso di responsabilità, non ci era vietato dalla legge, abbiamo deciso d'intesa con il governo di negoziare uno slittamento della finestra già sancita, c'è scritta nel nostro statuto, nella nostra legge elettorale, procrastinando la finestra a luglio. Vi ricordo che all'inizio c'era il 6 luglio e il
provvedimento è entrato Papa e è uscito Cardinale dal Consiglio dei Ministri, che ha emanato un decreto totalmente stravolto e cassando da subito la finestra estiva. Peraltro c'è anche un altro problema, che andare a votare il 20 di settembre, questo forse nessuno se n'è accorto, ma secondo me è uno dei problemi gravissimi che si crea, ci saranno i ballottaggi. I ballottaggi vanno oltre il 30 settembre. Il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale ha detto di espletare le elezioni entro settembre, quindi vuol dire anche che è inadempiente e irrispettosa del parere. Se arriva il virus vuol dire che ci sa, chi voterà questa roba sarà responsabile. Ultimo dettaglio, poi Prego. Sempre sull'aspetto elettorale, sarebbe pensabile secondo lei, siccome è emerso da più parti la questione dell'anno scolastico, no? In effetti si dice da mesi le scuole sono chiuse, c'è la prospettiva di riaprirle e poi richiuderle anche per un periodo... È garantito che accadrà così? Anche per un periodo prolungato, perché ci sono le sanificazioni, ci sono i ballottaggi, eccetera. Almeno una settimana. È plausibile che si possa prendere in esame di allestire i seggi in luoghi diversi dalle scuole o è fantascienza? Ma io l'ho detto ieri, però secondo me è quasi fantascienza, perché vuol dire che ci stiamo complicando la vita semplicemente perché qualcuno non vuole andare a votare. Cioè, perché dobbiamo complicarci la vita? Peraltro devo dire che un comune come Venezia si ritroverebbe sostanzialmente interdette le scuole per una quindicina di giorni. Chi è che va a sanificare tutte le scuole per poi riaprire i seggi per il ballottaggio? Faccio l'esempio di Venezia piuttosto che di Castelfranco, delle realtà che hanno più di 15.000 abitanti. Qualcuno dice aprite le scuole dopo la convocazione, cioè vuol dire che noi se apriamo le scuole ad ottobre dovremmo farle concludere per il numero di giornate che sono necessarie per l'anno scolastico, non so, a fine giugno chiuderanno. Cioè, capite che non sta in piedi sta roba, oppure dovremmo evitare l'interruzione a febbraio, la famosa interruzione di una settimana, e quindi recuperare giorni. Ma capite che a questo punto anche il mondo del turismo invernale dice: ma perché ci bloccate le vacanze invernali? E tutti questi sono guai che il governo ha creato, perché comunque guardate, l'opposizione fa casino, possono condividerlo, è ovvio, ma l'opposizione non ha i numeri per votarsi i provvedimenti, ce li ha il governo i numeri. Il governo può anche dire: bene, ascoltiamo le regioni, facciamo un decreto, guardate, vi sto dicendo una cosa possibile, diamo modo alle regioni di fare il turno estivo, ci fanno un decreto e per noi è chiusa la partita. Vanzani, Andrioli, poi diamo la parola alla dottoressa Catalano. Presidente, buongiorno. Sempre su questo tema, collegandomi alla visita annunciata dal capo, dal capo dello Stato, lui verrà, il Presidente Mattarella, a inaugurare l'anno scolastico a Vo, solo che noi non abbiamo la data dell'inizio perché spetta alla Regione, a meno che non l'abbiate fatto in queste ore. Esatto. E non ne siamo in conoscenza. Ah, bene, e quindi quando? È colpa del Parlamento. Prego? È colpa del Parlamento. Perché se il Parlamento non fissa sta data delle elezioni, noi siamo sempre lì. Cioè, è veramente, cioè, tocchi un punto cruciale. Cioè, noi oggi non siamo in grado di programmare l'apertura delle scuole perché vorremmo capire quando si va a votare. Capite che per noi è veramente imbarazzante questa situazione. Non è mai accaduta nella storia d'Italia. Cioè, mi sembra l'articolo 63 della Costituzione che prevede il prolungamento della legislatura solo in caso di guerra, queste storie. Quindi, Presidente, mi faccia capire, lei aspetta di sapere quando ci sarà la data delle elezioni per poter fissare il calendario scolastico, data di inizio, per capire, data di fine, eccetera. Questo significa che se dovessero esserci ipotizzato questo 20 settembre, cosa fa? Non te lo so dire, bisogna fare dei conti. Beh, dopo penso sia impossibile. A questo punto cercheremo di capire se si possono recuperare, ma tanto prima non puoi aprirlo perché poi azzoppi anche lì il tema della stagione estiva, perché poi noi dobbiamo concatenare l'apertura e la chiusura scolastica e le pause con è brutto a dirlo, ma è effettiva necessità anche con quello che accade poi rispetto al servizio turistico, perché la bassa stagione, ad esempio quella settembrina, è dedicata alle famiglie. Molte famiglie recuperano perché spendono magari di meno a settembre, e se tu gli apri le scuole a 6 settembre capisci che azzoppi
Quindi per invitare il Presidente Mattarella gli direte: caro Presidente, per sapere quando venire a Bode di chiederlo al Parlamento? Oggi sì, oggi funziona così. Il Presidente Mattarella, io ci ho parlato a lungo anche della partita delle elezioni, purtroppo il Presidente come si dice, non la decide lui sta roba, cioè non è una competenza del Quirinale, ma sa benissimo qual è la situazione. Andrioli. Un risico, quindi vi siete lasciati col Presidente Mattarella dicendo gradita la visita ma non sappiamo quando invitarla, perché spetta al Presidente della Regione fissare la data del calendario scolastico e lei ha detto al Presidente Mattarella: vedi tu col Parlamento quando fissano la data del voto. A meno che il Presidente non decida di fare un'apertura simbolica, cioè riunisce i bimbi del plesso scolastico di Vo, però a me sembra che quando apri la scuola devi aprire seriamente, cioè non è che possiamo far finta di aprire l'anno scolastico. Quindi lo sapremo solo vivendo la data. In Francia il primo turno delle municipali, delle amministrative, fu fatto il 15 marzo nel pieno dell'epidemia. Il secondo turno era fissato il 22, l'hanno rinviato al 28 giugno. È pensabile che qui si faccia la stessa cosa, magari. Inedito Magari, lo dicevo prima, in Francia si vota, ma anche in Corea si è votato ad aprile. Cioè la Corea... Fra mille polemiche, perché la gente non aveva neanche voglia di andare a votare nelle condizioni di... Da noi ha voglia di andare a votare, da noi ha voglia di andare a votare. Stiamo aprendo tutto, l'immagine del Veneto oggi è un'immagine di un Veneto che va non a basso regime, ma va col motore assolutamente a pieno regime, ce lo si vede insomma. No, ma lì sono le parti invertite, perché a marzo la gente non voleva andare a votare perché aveva paura, e quindi il secondo turno sì. Adesso vai volentieri a votare perché non c'è più il virus così violento e virulento, certo. Però se a ottobre viene fissato il secondo turno, perché guardando il calendario settembre 4 ottobre si rischia, non si va a votare, quindi... Ma infatti il decreto, se voi andate a leggere il decreto che è uscito dal Consiglio dei Ministri, prevede già, se lo leggete bene, anche l'ipotesi di rinviare le elezioni, perché se arriva il virus c'è anche questa possibilità. C'è qualcuno che pensa di fare un bel salto di un anno sperando che cambi il tempo, no? Staremo ad aspettare, cosa volete che vi dica? Dottoressa Cattelan. C'era qualcun altro, ragazzi? No. Bene. Perché, buongiorno, è appena arrivata adesso un lancio di agenzia su un'intervista che Andrea Crisanti ha rilasciato a Radio 24, non riguarda la regione Veneto, è una presa di posizione molto dura nei confronti dell'OMS. Dice Crisanti: l'OMS è finanziato da industrie private da pochi stati, è un baraccone da sciogliere, dovrebbe fare gli interessi di tutta la comunità mondiale, invece segue solamente per quello che riguarda l'arrivo della pandemia, dice: la Cina ha mentito sull'inizio della pandemia, sul numero dei casi, sulla mortalità e sugli asintomatici, una totale mancanza di trasparenza. Quindi? Le chiedo se sull'OMS e quindi forse dobbiamo chiedere poi anche alla dottoressa, perché in effetti anche l'altro ieri Paolo Rosi diceva in effetti rispetto alle comunicazioni che c'erano arrivate dall'OMS, insomma ci hanno trovato completamente impreparati, perché ci avevano detto come linee guida semplicemente che dovevamo controllare chi era stato in Cina. Ma guarda, io dico, quando studi a scuola la generazione spontanea, sai che dicevano no, che dalla carne nascono le mosche, ma non è vero, perché poi c'è la deposizione delle uova, si formano le larve e nascono le mosche. E ci insegnavano che quello era un periodo assolutamente della storia e della scienza, che era quello della generazione spontanea e di Aristotele, no? E diceva ipse dixit, no? Lui l'ha detto. Crisanti, ipse dixit, cosa volete che vi dica? L'ha detto lui, è un esperto e non potrei mai commentare le parole di un esperto. Dottoressa Cattelan, prego. Grazie. Buongiorno a tutti. Ringrazio ovviamente il Presidente per l'invito, molto gradito. Diceva molto bene prima che noi come malattie infettive, come infettivologi,
siamo stati in trincea, siamo ancora in trincea in questa guerra che però ci ha colto del tutto impreparati e inattesi, a differenza delle guerre che magari vedono invece tutta una preparazione a monte. E devo anche dire che comunque questa guerra abbiamo saputo veramente combatterla molto bene fin da subito, anche se noi infettivologi pensavamo ed eravamo convinti che mai questa epidemia avrebbe varcato i confini dell'Italia. E vi dirò anche di più: il 21 di febbraio, il giorno X, noi a Padova stavamo facendo un convegno che vedeva la partecipazione di gran parte dei colleghi del Veneto, oltre che colleghi della Lombardia, dell'Emilia Romagna, piuttosto che del Piemonte, sull'infezione da HIV, sull'antibiotico resistenza e quant'altro, per dire come eravamo concentrati in altra patologia in quel momento. Eppure alle 4 e mezza di quel pomeriggio, mi ricorderò sempre, mi ha chiamato il direttore per dire: dobbiamo andare perché la regione ci chiama perché c'è il primo caso di infezione da coronavirus. E da lì è cambiato tutto. È stato veramente un cambiamento epocale. È stato subito messo in moto un piano emergenziale da parte della regione che poi a cascata è ricaduto su tutte le aziende e che ci ha visti in prima linea ad accogliere i pazienti che avevano il sospetto dell'infezione da coronavirus. È stato, ripeto, un lavoro importante di squadra, lo dico adesso perché è stato, direi, il cappello che ci ha permesso di ottenere dei buoni risultati, anzi direi degli eccellenti risultati, e i dati che abbiamo prodotto e che poi magari in parte anche vi esporrò dimostrano questo. È stato un lavoro di squadra, ripeto, che ha visto la regione, le aziende direttamente impegnate, tutti noi operatori, quindi rinnovo anche proprio il grazie a tutti gli operatori sanitari, dai medici agli infermieri, agli operatori sociali e anche gli amministrativi che hanno lavorato al di là di ogni orario, quindi mettendo in gioco tutti se stessi, anche più di quanto sarebbe stato possibile in base alle loro capacità. E collaborazione che poi è stata fra di noi all'interno dell'azienda, ma ad esempio io parlo per la provincia di Padova, è stata una collaborazione fatta anche con il territorio. Ad esempio con il Covid Hospital di Schiavonia abbiamo avuto una collaborazione stretta che voleva dire condivisione dei flussi dei pazienti e anche condivisione dei protocolli terapeutici che all'interno del gruppo tecnico scientifico della regione avevamo creato e stavamo elaborando. Dicevo, i dati sono veramente buoni, eccellenti, e per quanto riguarda le malattie infettive noi ci siamo mossi fondamentalmente su due fronti. Il primo, che è stato quello di un triage avanzato che è stato subito istituito presso la nostra azienda, prima all'interno delle malattie infettive e poi, visti i numeri crescenti, a livello della tensostruttura che tutti voi penso abbiate visto nelle varie foto eccetera, dove abbiamo, pensate, nelle prime 8 settimane dell'epidemia, quindi nel momento più cruciale, abbiamo fatto più di 13.000 tamponi a 7.800 pazienti che sono arrivati lì direttamente o tramite il 118 o da casa o mandati comunque dal medico di base, perché avevano il sospetto di un'infezione da coronavirus o perché erano stati a contatto con soggetti confermati positivi al coronavirus. Nel 70% di casi di questi pazienti che abbiamo visto erano sintomatici, vale a dire avevano la febbre, avevano la tosse, avevano i classici sintomi che abbiamo visto e che abbiamo imparato a conoscere nel corso di queste settimane. Ad esempio anche la sintomatologia gastroenterica, che inizialmente non era così
stata descritta a livello dei colleghi cinesi. Invece noi abbiamo un 10% di pazienti che arrivano e che sono arrivati con la diarrea, con il mal di pancia e con una sintomatologia di questo tipo, talvolta anche senza febbre, perché se la febbre ha interessato gran parte dei pazienti, circa un 10% non aveva febbre. Quindi ecco, queste le caratteristiche, per non parlare poi anche di quelle alterazioni del gusto e dell'olfatto che sono state proprio una caratteristica della popolazione europea e che talvolta rappresentano gli unici sintomi che questi pazienti presentano. Ma ci tenevo a dire proprio questo grande lavoro che è stato fatto, perché ci ha portato anche contemporaneamente a mettere in atto subito un protocollo di sorveglianza sugli operatori sanitari, proprio dal primo giorno in cui abbiamo aperto questa attività, che ha messo in sicurezza, diciamo, e tutti i nostri operatori. Tant'è che vi diciamo che in queste prime 8 settimane nessuno degli operatori che ha lavorato all'interno di queste tensostrutture, e sono 60 gli operatori per un totale, fate conto, di complessive 122 ore lavorative giorno, perché eravamo aperti 24 ore su 24, quindi le persone potevano arrivare e accedere direttamente. Nessuno di questi si è infettato. E questo è veramente un fiore all'occhiello di cui ringraziamo Regione, Direzione, che ci hanno ovviamente permesso di avere a disposizione sempre tutti i dispositivi di protezione individuale, che non è stato così per altre realtà purtroppo, perché mettere in sicurezza i lavoratori vuol dire farli lavorare con serenità, e durante le prime settimane tutti noi avevamo paura, perché non conoscevamo ancora bene il virus, non sapevamo ancora esattamente le sue modalità di trasmissione, non sapevamo se era necessaria la mascherina chirurgica piuttosto che la FP2, piuttosto che quella con la valvola, quindi tanti ancora erano i punti interrogativi. Però un'attenta valutazione, un monitoraggio stretto di questi operatori ci ha permesso un ottimo risultato. E di questo, insomma, stiamo anche adesso facendo una pubblicazione, insomma, in un giornale internazionale. E altro dato importante è quello dei pazienti ricoverati. Noi abbiamo seguito nel nostro reparto 303 pazienti fino al 20 di maggio, questi sono i dati al 20 di maggio, 303 pazienti che sono arrivati direttamente alle malattie infettive, che magari poi dalle malattie infettive per l'aggravamento della situazione si sono spostati alla terapia subintensiva piuttosto che all'intensiva. Però 303 pazienti che noi abbiamo studiato, cosa ci dicono? L'età media di questi pazienti era intorno ai 60 anni. Pazienti più anziani ovviamente voleva dire pazienti con più comorbosità, cioè con più patologie associate, e abbiamo visto purtroppo che i pazienti che avevano più diabete, più ipertensione, più altre malattie croniche oppure trapiantati andavano più frequentemente in rianimazione. Il nostro accesso alla rianimazione o comunque alla terapia subintensiva, quindi in generale alla ventilazione dei pazienti, è stato intorno al 23%, una percentuale anche piuttosto importante se la confrontiamo con quella anche di studi europei, ma forse proprio questo accesso più rapido anche alla terapia subintensiva ci ha permesso di ottenere dei risultati che sono veramente eccellenti in termini di outcome. Pensate che abbiamo una mortalità complessiva all'interno di questo gruppo di pazienti del 6,8%, quindi bassa ma bassissima, del 15% nei 69 pazienti che sono andati alla ventilazione, ma ripeto complessivamente molto bassa, che è al di sotto di qualsiasi altro tasso di mortalità che noi andiamo a vedere nelle altre casistiche, sia italiane sia europee. Per cui insomma anche questo è un dato estremamente importante che è frutto, ripeto, di un lavoro di gruppo collaborativo e della capacità di aver identificato precocemente questi pazienti, perché teniamo presente che dal momento dell'insorgenza dei sintomi al ricovero sono passati 3-4 giorni di media.
Quindi vale a dire che il paziente appena aveva la tosse, la febbre, abbiamo detto la diarrea, insomma questi sintomi che poi erano quelli che si sentiva attraverso i media essere quelli che dovevano fare scattare l'allarme, venivano subito visti e quindi venivano presi in carico, venivano iniziate le terapie che voi sapete, avete letto sicuramente tutte le polemiche che ci sono state nei giornali, sono state terapie che noi abbiamo utilizzato con successo, non abbiamo avuto grosse tossicità, non abbiamo dovuto sospenderle e grazie poi anche all'intervento del dottor Mantoan, che è presidente AIFA, abbiamo avuto anche un accesso rapido a un farmaco antivirale diretto che è il Remdesivir, che ci ha dato molte soddisfazioni perché ci ha permesso una più rapida negativizzazione del tampone nei pazienti che sono stati trattati. Quindi direi insomma che anche da questo punto di vista i risultati sono stati ottimali. Io lascerei le domande. Vedo molte mani alzate. Andiamo da sinistra a destra. Andriolli, Emiliano, Nicolussi, Prigioni, per ora basta. Buongiorno dottoressa, complimenti. Fin qui il lato bello, il rovescio della medaglia a distanza di mesi passati in trincea. Qualche, non dico mea culpa, non in quel senso lì, ma dal punto di vista scientifico, semplicemente scientifico, perché lei dice noi il 21 febbraio eravamo impreparati, ora tutti noi dal 20 di gennaio, guardando la televisione senza andare sui canali satellitari, avevamo tutti i giorni il racconto della Giovanna Botteri che puntualmente ci raccontava dalla Cina. Ora chi poi ha letto Spillover, che è un libro del 2012 e credo che se non è sul suo comodino sicuramente l'avrà letto, per chi si occupa di virus sa che viaggiano, se viaggiavano sulle carovane a maggior ragione sugli aerei. Perché dite vi siete trovati impreparati? Dalla forza d'urto o pensavate che era diverso? Pensavamo, in realtà gran parte di noi, non lo dico solo io, lo dicono anche molti altri colleghi, anche dal professor Galli a poi altri colleghi americani, cioè, eravamo tutti convinti che tutto sommato, come era già successo per la SARS e per altri virus, tutto si fermasse forse circoscritto nelle aree dove era nato il virus. Non è stato così perché giustamente lei dice con la globalizzazione come avete fatto a non pensare che potesse arrivare? Certo, ma non ci aspettavamo effettivamente questo arrivo così massivo e così improvviso. È arrivato improvvisamente, però dobbiamo anche dire che improvvisamente abbiamo saputo contrastarlo e mettere in atto tutte le misure necessarie fin da subito, l'ho detto, sia a livello proprio di primo accesso del paziente che a livello del ricovero. Ovviamente in questo siamo stati aiutati dall'esperienza, che non è che non seguivamo ovviamente l'esperienza della Cina, quindi sapevamo quello che stava succedendo, anche perché soprattutto nei primi giorni il contatto con i colleghi cinesi via mail o telefonico c'era, perché ovviamente abbiamo contatti per altre patologie con questi colleghi, con i colleghi stessi milanesi ci si sentiva quotidianamente. Noi abbiamo avuto, fra virgolette, la fortuna di partire un po' più tardi, quella settimana, quei 10 giorni, che ci hanno permesso di fare subito l'isolamento, di utilizzare i mezzi di disposizione di protezione individuale, tutti i fattori che insieme a una presa in carico più veloce, anche una terapia instaurata precocemente, ci hanno aiutato a contenere l'infezione. E ovviamente anche l'esperienza di Vo che è un modello che si presta bene ad essere esportato per alcuni aspetti, che ci ha fatto capire, vale a dire che i soggetti asintomatici possono trasmettere l'infezione e quindi questo ci deve far pensare anche adesso a lavorare in questo senso, perché noi adesso conosciamo meglio il virus, sappiamo come possiamo proteggerci e sappiamo che dobbiamo rintracciare il prima possibile tutti i possibili contatti di quei casi infetti che troviamo. Finora abbiamo
direi in qualche maniera spento un incendio. Adesso dobbiamo cercare di spegnere quei piccoli focolai che probabilmente ci saranno e ci sono, insomma li stiamo vedendo anche in questi giorni. Giusto per così chiudo, di ieri la notizia di un'epidemiologa americana che è a capo del team tecnico Covid dell'OMS, la Maria von Kerkhove, che insiste, poi corregge il tiro, sul ruolo scarso nella diffusione del virus degli asintomatici. Ora invece è stato proprio dimostrato anche con i numeri tutto sommato più piccoli del Veneto, che sono gli asintomatici. Quello che viene fuori adesso, o quello che è venuto fuori anche prima della comunità scientifica, non è il lato proprio migliore anche dell'informazione, della disinformazione, della rincorsa anche alla, come dire, passerella. Sì, è l'ultima notizia, certo. Abbiamo dati certi a distanza di 110 giorni, dove uno può dire al cittadino, non riferendosi alla comunità scientifica, parlando alla casalinga di Boyon, questo sappiamo del virus. Sì, sappiamo che sicuramente la carica infettante è maggiore nelle prime fasi proprio di comparsa dei sintomi. Lì abbiamo veramente una dismissione di virus molto elevata, però anche nei giorni precedenti c'è dismissione di virus, mentre non c'è più dopo 9-10 giorni, e questo l'ho anche documentato l'OMS, anche se ancora i paper non sono stati pubblicati. E questo l'abbiamo visto anche molto praticamente negli operatori sanitari. La nostra politica aziendale è stata quella di fare tanti anche tamponi all'interno degli operatori, ha dato sicurezza a loro, alle loro famiglie, al fatto di lavorare con più serenità, e abbiamo visto che dei pochi, cioè mi pare che sia, adesso non vorrei sbagliarmi con i numeri, ma abbiamo avuto 145 operatori sanitari che si sono contagiati all'interno dell'azienda su 7.500 più dipendenti, quindi siamo sotto il 2%. La maggior parte di questi era asintomatica. Il fatto di averli colti vuol dire che li abbiamo subito messi in isolamento e quindi non hanno potuto diffondere ulteriormente l'infezione. Questo è veramente un aspetto che deve essere sottolineato proprio nella politica di sanità pubblica, perché prima io isolo il soggetto positivo, più sono sicura che non contagierà altre persone. No, guardo il Presidente Zaia giustamente, perché se questo è il protocollo stabilito adesso in maniera scientifica da una parte, ma anche pratica, vuol dire che appena ci sono i primi segni si chiude. Un appello alla popolazione anche in questo senso qua. I contatti. Sì. Addirittura la Regione Veneto, e qui insomma adesso stiamo discutendo, ma la discussione credo sia dialettica, voglio dire, ci sono posizioni che possono essere anche leggermente diverse, o comunque insomma si deve arrivare poi ad una conclusione sintetica, ad una sintesi, ma addirittura adesso la Regione aveva messo 21 giorni di isolamento, che forse sono addirittura eccessivi, ma per dire quanta attenzione viene data al problema. Emiliano. Professor, buongiorno. Volevo chiedere semplicemente, io ho posto questa domanda anche a chi l'ha preceduta, lei che idea si è fatta però su questo virus? Sentiamo tanto parlare, accuse, mica accuse, questo virus che lei ha visto, che cos'è? E le chiedo, lei ha parlato del Remdesivir prima, cosa ne pensa invece dell'impegno che sta sostenendo la Regione legato alla plasmaferesi, quindi un'altra tipologia di cura? Grazie. In questa fase, come dice bene lei, tante sono le opinioni, contrastanti o meno. Io dico, ho il paziente prima ancora del virus. Io vedo che adesso i pazienti che arrivano, pochissimi, eravamo, prima lo diceva il Presidente, noi quasi da un mese non vediamo più coronavirus veri, nel senso che abbiamo visto delle positività, ma sappiamo che queste positività, anche grazie al lavoro di collaborazione con le varie microbiologie, anche con la microbiologia di Treviso, eccetera, che abbiamo fatto, questi virus, se messi in cultura,
non crescono, vale a dire non sono infettanti, quindi io ritrovo sequenze di virus in questi tamponi. Ovviamente le metodiche sono molto sensibili, quindi trovano tutto, però non vuol dire che questo virus sia infettante. Questo è un aspetto che non vorrei poi fosse travisato nel dire allora io posso andare in giro, non uso la mascherina eccetera, però deve essere contestualizzato. Per cui questo virus adesso, almeno finora, è un virus che perlomeno ci mostra essere meno cattivo. Si è trasformato, punto di domanda, la carica infettante all'interno dell'organismo si è ridotta, altra possibilità. Ci sono dei ricercatori lombardi, anche il professor Caruso, insomma altri, che hanno visto che il virus non è più così citopatico, però sono notizie un po' in anteprima perché insomma che corrono un po' all'interno del mondo scientifico, che poi adesso dovranno essere ulteriormente validate e poi pubblicate. Però sicuramente qualcosa è cambiato e noi lo vediamo nei nostri reparti dove, ripeto, non abbiamo più casi importanti, impegnativi che vanno in rianimazione, perché quello insomma è la nostra preoccupazione. Al momento si tratta soltanto di forme influenzali, similinfluenzali oppure gastroenteritiche. Poi riguardo ai farmaci, io credo che siamo in un momento in cui tutto ciò che abbiamo a disposizione lo dobbiamo utilizzare, perché purtroppo non abbiamo ancora una terapia target efficace. Nessuno dei farmaci che abbiamo usato ha dimostrato dare risultati strabilianti. Dobbiamo fare percorsi che sono ancora molto lunghi. Se voi pensate, noi come infettivologi abbiamo nelle corde un po' la vocazione delle epidemie, ne abbiamo vissute molte, non così impegnative. Pensate all'infezione dell'HIV, ci abbiamo messo più di 10-15 anni per trovare delle terapie. Speriamo non sia così per coronavirus, cioè che si trovi un vaccino, ovviamente tutti questo lo speriamo, però quello che adesso abbiamo io credo sia giusto che debba essere messo in campo, magari cercando di trovare la finestra giusta su quando iniziare il trattamento. La stessa plasmaferesi, sono anticorpi, probabilmente ha senso utilizzarli in una fase magari più precoce di infezione, piuttosto che aspettare che il danno polmonare si sviluppi, perché una volta che la malattia polmonare si è sviluppata vedo un po' difficile che degli anticorpi riescano a far indietreggiare l'andamento della patologia. Ecco. Il mio elenco mi restituisce Nicolussi, Prigioni, Tosato e Vanzan. Buongiorno dottoressa, a me interessa molto il risultato che avete ottenuto con i diversi farmaci e quindi voglio capire, visto che adesso avete fatto un bilancio dei pazienti, dell'età, delle risposte eccetera, vorrei capire com'è andata con Remdesivir, com'è andata con Tocilizumab, con l'idrossoclorochina eccetera. Cioè, i dati non possono che dire che sono andati bene, perché abbiamo una mortalità così bassa, fermo restando della gravità della patologia e del vuoto incolmabile, che ci hanno lasciato 1900 e passa decessi, che quindi non è che si dimentichino, però i risultati dei nostri farmaci sembrano buoni. Le posso dire che un trend di significatività, di miglior risultato l'abbiamo avuto in Remdesivir rispetto a idrossiclorochina più azitromicina, che va meglio rispetto a idrossiclorochina più lopinavir. Quindi abbiamo questi dati. Ovviamente non è che abbiamo i 90.000 pazienti di Lancet, che poi erano 10.000, che poi erano dati falsi, tanto che la rivista ha dovuto ritirare l'articolo facendo una figura insomma non proprio bella. Però insomma i nostri dati sono buoni, quindi direi che ripeto, non abbiamo una terapia target. Remdesivir è il vero farmaco antivirale diretto, gli altri sono farmaci o che agiscono sulla fase immunologica oppure sullo storming citochinico. Però io credo, come vi ho detto anche prima, che sia stato un insieme, un approccio poliedrico, multiplo, che ci abbia permesso di raggiungere un buon risultato.
Ecco dottoressa, l'altra cosa importante, volevo chiederle questo, i risultati sono eccellenti, ma cosa si portano a casa poi i pazienti guariti? Sono guariti o si portano a casa problemi ai polmoni, ad altri organi? Devono tornare a farsi controllare da voi? È stato istituito un ambulatorio proprio multidisciplinare post-Covid, l'abbiamo chiamato, in cui richiamiamo i pazienti per vedere se ci sono delle alterazioni che restano. Li studiamo e da un punto di vista polmonare soprattutto, perché questo sembra essere il dato più importante. Però da questa prima analisi, perché ovviamente il follow-up è iniziato adesso, quindi dovremo vederlo nell'arco di 6-12 mesi, possiamo dire che anche con le analisi TAC, che sono quelle radiologie, quelle analisi che ci permettono di vedere proprio tutto il tessuto polmonare, gran parte dei pazienti non ha grossi reliquati. Ci sono però dei reliquati in chi ha avuto una patologia polmonare importante. Lì i pazienti soprattutto che sono stati in rianimazione per tanti giorni hanno proprio una rigidità polmonare che resta nel tempo e che quindi si manifesta ancora con la mancanza di fiato, quando si fanno le scale, alle volte anche a riposo, però fortunatamente al momento sono una minoranza di pazienti. Quello che abbiamo visto invece è stato un esito psicologico. Questo lo stiamo studiando attraverso tutta una serie di test neurocognitivi che i nostri colleghi psichiatri e psicologi stanno effettuando e che effettivamente mostrano un po' delle difficoltà di riappropriarsi proprio della normalità della vita, perché dovete pensare che questi soggetti per il discorso dell'isolamento eccetera sono stati per molto tempo da soli, isolati. Noi alla fine, però è stato poi un processo che abbiamo fatto verso la fine, abbiamo permesso la visita ai pazienti mediante le terrazze esterne che utilizzavamo 30 anni fa, insomma erano state chiuse nel nostro edificio da ille tempore, ce ne eravamo quasi dimenticati dell'esistenza e sono ritornate utili in questa occasione. Ecco, le chiedo questa cosa di cui si è parlato molto. Lei prima ha detto che studiando la sequenza del virus vede che probabilmente non ha più la stessa potenza che aveva inizialmente. Allora, ci sono delle ipotesi che abbiamo sentito tutti, per cui quelle che ci hanno spiegato con maggiore frequenza sono due. La prima ci spiegavano che probabilmente il virus cerca di mantenere in vita l'ospite perché sennò muore anche lui. Certo. La seconda, che arrivava anche da studi internazionali, diceva che probabilmente se questa sequenza a un certo punto si interrompe può darsi anche che possa essere stata prodotta in laboratorio. Ecco, volevo capire tra voi che lo maneggiate tutti i giorni questo virus, qual è l'ipotesi che alla fine ha prevalso? Guardi, le ipotesi restano ipotesi. Noi guardiamo ai fatti. Diciamo che da quello che è emerso, perché stiamo raccogliendo anche proprio le analisi di ceppi virali raccolti Veneto, piuttosto che Lombardia, piuttosto che altre zone d'Italia. Ci saranno anche ci sono poi dei dati specifici veneti che devono comunque ancora essere esplorati, però il ceppo virale è uguale ovunque. Quello che abbiamo visto è che alcuni virologi hanno visto quindi è che c'è meno effetto citopatico. Sono d'accordo nel dire, questo succede per tutti i virus, che c'è una specie di adattamento virus ospite, per cui, e questo serve ovviamente al virus per sopravvivere, perché il virus, a differenza dei batteri, ha bisogno delle cellule dell'ospite per vivere, per sopravvivere. Che poi sia uscito da un laboratorio o che sia stata, ovviamente siano stati scusate, i classici mercati cinesi in cui ci sono tutti questi animali umidi, questi animali vivi, scusate, questi mercati umidi come li chiamano, in cui c'è veramente, è quella la sede del passaggio di specie, non è una novità.
lo è stato per la SARS, per la MERS e probabilmente lo sarà anche per altri prossimi virus. L'ultima cosa vorrei chiederle, cioè come diceva prima il Presidente, questa nuova allerta, chiamiamolo così, per questa signora trovata positiva a Padova in autobus, che ha creato un po' di allarme per un eventuale nuovo focolaio. Volevo capire appunto se c'è un nuovo focolaio e quante persone avete già isolato dei suoi contatti. Beh, non è stata trovata in autobus, diciamo che lei tornava dalla Moldavia dopo 3 mesi di soggiorno in Moldavia e è tornata qui. Questa signora fa la badante ad un anziano nella zona di Padova e dopo 2 giorni che era rientrata ha accusato i sintomi, è venuta in pronto soccorso, abbiamo messo in atto tutto il protocollo, trovata positiva. E da quello che ci racconta la signora, lei ha fatto questo viaggio insieme ad altre 12 persone che lei non conosce, non sappiamo neppure se si siano fermate tutte a Padova piuttosto che siano andate anche in altre regioni. E adesso tutta la macchina epidemiologica si sta muovendo per andare a identificare questi soggetti. Abbiamo già tamponato tutti i familiari della signora anziana di cui questa signora moldava è badante e sono messi in quarantena ovviamente. Al momento i tamponi dei figli eccetera sono negativi, quelli che abbiamo adesso oggi venivano fatti a tutta la famiglia, quindi insomma non possiamo parlare di nuovo focolaio, al momento c'è un unico caso. Quante persone in isolamento? Cioè una è quella che è ricoverata da noi, la signora, che vi dico che ha una sindrome molto modesta e quindi al momento non ci preoccupa, e gli altri sono i familiari della signora anziana, saranno 5-6, quindi insomma ecco, diciamo che l'importante è che pare non aver avuto altri contatti, quindi eventualmente poi in base alla positività o meno di questi contatti verrà allargato il cerchio delle... Sì, al momento sì, assolutamente. Prigioni, Tosato, Mazzano. Buongiorno, non essendoci ancora una target terapia, volevo sapere quanto è importante studiare una terapia ad hoc per il singolo paziente e se c'è una correlazione con il gruppo sanguigno. Leggevo che alcuni gruppi sarebbero più propensi ad accogliere il virus, altri no. Ecco, i nostri dati non ci hanno mostrato nessuna significatività statistica in questo senso. Sicuramente la terapia è una terapia personalizzata. Un inciso, il dato che emergeva da questo studio Lancet, che poi è stato ritirato, è che ad esempio clorochina o idrossiclorochina in associazione ad azitromicina davano grossi effetti collaterali a livello cardiaco, allungamento di un tratto dell'elettrocardiogramma con rischio di aritmie, eccetera, eccetera. Ma qui si tratta anche di selezionare bene i pazienti, dato che poi comunque non è stato confermato eccetera, ma si tratta di selezionare bene i pazienti, perché un paziente che ha già problemi cardiologici e noi con l'anamnesi lo vediamo, con l'elettrocardiogramma che facciamo a tutti i pazienti prima di iniziare la terapia lo vediamo, non iniziamo un certo tipo di trattamento e pensiamo ad altre soluzioni terapeutiche. Quindi sicuramente il confezionamento della terapia sulla singola persona è quello che alla fine paga di più. Quindi, e questo è per tutte le malattie in generale. Tosato. Buongiorno professoressa. Mi sono riletto un'intervista che le ho fatto un paio di mesi fa. In quell'occasione... A me? Sì. In quell'occasione lei disse che con tutte le cautele del caso, però nella prima decade di giugno si poteva sperare ragionevolmente di uscire dalla fase emergenziale e di conseguire lo spegnimento del virus. Quindi
in virtù di queste sue doti profetiche, magari, ecco, no, e fuori di scherzo, soprattutto alla luce del fatto che lei il virus lo sta studiando sul campo da alcuni mesi direttamente, ci faccia non dico una previsione, ma una valutazione ragionata e realistica delle possibilità di una recrudescenza autunnale. Poi ho una seconda osservazione da rivolgere, ma vorrei una... Guardi, io sono di carattere un ottimista, per cui spero e mi auguro che assolutamente nell'autunno non abbiamo una recrudescenza. Sicuramente, come dicevo prima, piccoli focolai, dobbiamo abituarci ad averli e probabilmente impariamo a conviverci. Cosa ci può essere nell'autunno che ci complica la faccenda? Che ci sono tantissimi altri virus respiratori che cominciano a circolare, del virus influenzale a tutti gli adenovirus, a tutti gli altri coronavirus, per cui avremo magari un impatto anche sul sistema sanitario più importante di pazienti che al minimo segno di febbre, di tosse eccetera si rivolgeranno al medico piuttosto che al pronto soccorso o piuttosto che alle malattie infettive. E questo insomma si dovrà anche pensare di organizzarlo, di creare dei percorsi in modo da non intasare le strutture. Ripeto, però comunque siamo avvantaggiati perché il virus adesso lo conosciamo meglio, quindi sappiamo come difenderci e cosa dobbiamo mettere in atto. Se già da adesso noi continuiamo con il distanziamento sociale, con le mascherine soprattutto, e non abbassiamo la guardia senza che questo diventi un'ossessione, credo che sarebbe la cosa migliore, quella che ci aiuta di più, perché non è che dobbiamo aspettarci dall'alto chissà quali tipi di indicazioni che ognuno di noi sa già, anche perché le indicazioni e dal Ministero e dalla Regione e da noi vengono martellate quotidianamente, per cui ognuno di noi ormai sa già quello che deve fare, come deve comportarsi. Questa è la chiave di volta, secondo me, per contenere l'infezione anche nell'autunno. Ecco, la considerazione era questa. L'impressione è che questa epidemia in un paese, come dire, ignorantello sul versante scientifico, abbia dato finalmente ampia visibilità agli scienziati, alla ricerca. Tuttavia, questa visibilità ha avuto due volti: la competenza, l'impegno, il coraggio, il punto di riferimento per il Paese, ma anche una crescente litigiosità tra scienziati, voci discordi, quasi che gli scienziati avessero mutuato i peggiori vizi della politica, quella del talk show in cui tutti gridano. Non pensa che la scienza dovrebbe forse parlare nei momenti più delicati con voce univoca, oppure non parlare affatto ma agire? Beh, le dico, insomma, dobbiamo anche qua fare un'indagine, nel senso che lei faccia il conto di quanti infettivologi, virologi ci sono in Italia e quanti lei ha sentito parlare, quindi insomma è una minima parte. Per cui questo ci dà l'idea subito che come in tutti i settori ci sono le prime donne, c'è chi vuole dire la sua, c'è chi si espone anche per magari indole personale, può piacere di più, piacere di meno. Sono d'accordo che i dati, prima di essere messi così, diciamo, in pasto all'opinione pubblica, dovrebbero essere dati meditati e certi, proprio per non creare false illusioni piuttosto che false sicurezze. Io sono di questo avviso, per cui credo insomma che questo debba essere un po' il nostro codice deontologico d'azione. Ecco. Buongiorno dottoressa, io le chiederei un po' di specificazioni sui 303 pazienti che sono stati studiati da lei. Lei ha detto che hanno un'età media di 60 anni, ma quanto è estesa, diciamo, la forbice in cui ha colpito il coronavirus? Sì. Cioè ci sono anche persone giovani, perché sa che si diceva che era una malattia che colpiva
prevalentemente gli anziani, e come mai alcuni giovani invece sono stati colpiti e anche con esiti? Guardi, le dico esattamente, perché mi sono portate i dati giusto per non sbagliare le medie. Noi abbiamo un'età variabile dei ricoverati fra i 47 e gli 82 anni nella nostra unità. Poi alcuni pazienti più anziani sono stati ricoverati all'interno, ad esempio, della clinica medica che segue il professor Vettor, che ci sono venuti incontro per far fronte all'emergenza Covid. Tra l'altro non abbiamo avuto neppure una differenza significativa nell'età fra chi è andato e chi non è andato in rianimazione, ok? E questo insomma è abbastanza importante, però è ovvio che il paziente con le comorbosità, facevo riferimento al diabete, all'ipertensione, altre malattie cardiovascolari, è il paziente che era più anziano. E comunque, ripeto, non abbiamo avuto pazienti ricoverati di 30 anni, ecco, forse all'inizio forse c'era qualche paziente ricoverato, ma perché ancora non conoscevamo, l'abbiamo tenuto un giorno proprio per capire, ma dopo insomma sono stati dimessi. C'è una prevalenza di uomini, come si dice? 60% di uomini nella nostra casistica, e anche c'è una significativa prevalenza di uomini che vanno in rianimazione rispetto alle donne. Le donne sembrano essere più protette, c'è anche proprio un discorso ormonale che si sta studiando, eccetera. Sì, sopportano meglio. Chi veniva in terapia intensiva soffriva comunque anche di altri disturbi, oppure era anche completamente sano, diciamo, prima di contrarre il coronavirus? No, anche in questo i dati ci mostrano che chi va in rianimazione ha più comorbosità, e quindi chi ha più patologie sottostanti, ripeto, sono sempre le stesse: il diabete, la patologia cardiovascolare, piuttosto che le neoplasie, piuttosto che essere stati trapiantati, anche se di trapiantati in realtà ne abbiamo visti pochini fortunatamente ricoverati, anche perché questo è un inciso, ad esempio anche i pazienti HIV che noi seguiamo, noi abbiamo una coorte di circa 1800 pazienti che seguiamo, pensando di essere immunodepressi, anche se magari stanno molto bene con le terapie, hanno assolutamente ormai un pannello immunitario paragonabile ad una persona seronegativa, si sono autoprotetti fin da subito, quindi magari non sono andati in giro, hanno messo subito le mascherine, eccetera. Noi nella nostra casistica abbiamo solo 2 pazienti HIV positivi che sono stati ricoverati, uno purtroppo bergamasco, che non è andato bene ma è arrivato in ritardo, e uno invece che assolutamente, tra l'altro tutti con comorbosità associate, quindi non erano pazienti semplici, ecco. Bene, direi che possiamo lasciare. C'è qualcuno? Sera Lanzà, scusa. Buongiorno. Il Veneto non abbiamo nuovi casi Covid in terapia intensiva, non abbiamo avuto nuovi decessi, però abbiamo avuto il primo decesso, il primo morto il 21 febbraio, quando lei diceva il giorno X. Noi stiamo andando molto bene, la Lombardia continua ad andare molto male. Secondo lei perché? È una bella domanda. Sicuramente la diffusione dell'infezione in Lombardia è stata fin da subito maggiore rispetto alla nostra. E questo lo vediamo post hoc dal fatto che, non so se avete visto, hanno fatto un'indagine a Bergamo, il 57% della popolazione ha la serologia positiva. Noi viaggiamo sul 3-5%. Vuol dire che tutti lì sono venuti a contatto con il virus, perché non hanno fatto isolamento, non hanno fatto distanziamento sociale, cioè l'hanno fatto in ritardo. Noi invece ci siamo mossi veramente da subito in maniera esemplare. Anche se magari questo può. Emiliano per Lanzarin. Sì, io vorrei lasciare libera la dottoressa se ancora. Perché tu devi fare le interviste dopo. Vabbè, allora niente, non è libera. Emiliano. Assessore, buongiorno. So che ha ricevuto una piccola delegazione di familiari, di persone insomma, che hanno ospiti nell'RSA. Le hanno sollevato la questione purtroppo che alcune RSA gestite anche da altre regioni
permettano soltanto una, ripeto, visita, come lei ben sa, e di mezz'ora ai propri cari. So che interverrà, volevamo insomma che pubblicamente spiegasse che cosa può succedere e qual è l'intervento della Regione. Grazie Assessore. No, noi abbiamo avuto un incontro anche lunedì con la cooperazione sociale, con UNICA, UNEVA, sollevando un po' questo problema, insomma, perché poi riceviamo tante segnalazioni da familiari che dicono che ancora non riescono ad entrare nelle strutture. Capisco da un lato, quindi l'ho detto anche stamattina al gruppo di familiari che si è presentato, un po' le paure da parte delle gestioni, che sono effettivamente molto impaurite dal fatto che il virus, insomma, rispetto alla popolazione anziana, sappiamo, entra con molta più facilità. Però insomma mi sono, diciamo così, insomma, un po' impegnata a cercare di creare questi percorsi, quindi anche con le aziende sanitarie, con i direttori generali, anche nell'incontro dell'altro giorno abbiamo cercato di dire di accompagnare un po', insomma, che affinché ci sia questo lento, graduale ma riapertura, insomma, in sicurezza, e quindi cercando di conciliare un po' le due esigenze. Ne approfitto, posso ieri delle linee guida, eravate tutti d'accordo con la conferenza delle regioni? Insomma. Sì, la conferenza delle regioni le ha adottate all'unanimità come sempre. Grazie. Posso dire una roba sulle linee guida? Volevo dire che noi adesso attendiamo un DPCM per poi calibrare le ordinanze in base alla DPCM. Le linee guida di fatto ormai sono tutte fatte. Fra l'altro c'è una bella notizia, Austria è aperta dal 16 di giugno. Quindi, come i greci, alla fine, cioè 23 miliardi di PIL non sono pochi. Grazie. Allora, a questo punto, poi su un'ultima domanda, poi andiamo alle interviste TV, poi lasciamo libera che ci arriva la tra l'altro da una telespettatrice che credo sia parte in causa, che scrive: per la riapertura dei centri estivi comunali, statali, le ASL hanno eseguito il test sierologico rapido a tutti i lavoratori, mentre quella stessa cosa non vale per le strutture private. Lei, che è una struttura privata, chiedeva come mai e se forse è stata superata anche dalle linee. A me non risulta che le ASL abbiano fatto test sierologici agli operatori, poi non lo so se qualche ASL l'ha fatta in autonomia, però noi non abbiamo dato indicazione di fare i test agli operatori dei centri estivi. Essere che l'abbiano scelto i centri estivi dei comuni, cioè i comuni abbiano fatto il test serologico. Sì, in effetti qua si parlava di test che sono stati fatti a Mestre, al Talier, cioè in una palestra. Il comune avrà deciso in maniera cartolativa e di sicurezza di fare questi test, però è un'iniziativa del comune, non nel piano di sanità pubblica inserito nostro, insomma. Grazie, buongiorno. La dottoressa Cattelan, veramente se lo merita un applauso, grazie. Grazie. Allora, adesso ci saranno le interviste di rito poi per le TV, insomma poi questa sera vedremo poi il servizio dei nostri inviati anche con la dottoressa Cattelan. Dunque avete sentito questo lungo racconto da chi è stato in prima linea e tuttora in prima linea nell'emergenza. Parliamo del reparto di malattie infettive dell'azienda ospedaliera di Padova, è primario, virologa, la dottoressa Cattelan, che ha dato appunto delle indicazioni importanti, cifre e dati. Ha parlato anche del caso della badante moldava, sottolineando come non ci sia un nuovo focolaio nel Padovano. Vedremo poi anche il servizio relativo a questa vicenda. Poi la notizia di oggi, tra le tante, ovviamente quelle che abbiamo raccontato anche prima della conferenza stampa, e cioè che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Vo per l'apertura dell'anno scolastico. Una notizia, insomma, che il governatore Zaia ha salutato come una testimonianza della presenza del Capo dello Stato, ma anche una testimonianza di omaggio alla sanità veneta e a Vo, insomma il paese simbolo della lotta al coronavirus, anche per il gran lavoro che è stato fatto a livello sanitario e scientifico, un caso davvero che è diventato di studio in tutta Europa. Il problema è capire quando verrà Mattarella, perché qui si incrocia la polemica quando inizierà l'anno scolastico, dato che non c'è ancora una
un giorno, una data per l'anno scolastico, e questo è legato all'assenza di una data certa per le elezioni. È tornato su questa polemica il governatore del Veneto, ribadendo il pasticcio, secondo lui, appunto creato a livello politico, visto che c'è questa finestra ma non c'è ancora una data, e tornando a dire che per lui, come peraltro per i presidenti di regione che ieri hanno dato questa lettera molto forte al governo, la data migliore, la finestra migliore, se non a luglio, poteva essere quella dal 6 settembre. Quindi c'è ancora questa polemica politica e di fatto un calendario scolastico che ancora non c'è, perché non si sa quando ci saranno le elezioni. Questo in sostanza il dato della conferenza stampa di questa mattina, peraltro con anche la conferma che le terapie intensive sono Covid-0 in Veneto, quindi il dato di ieri. Fra pochissimo, subito dalla CGIL, prima però vi do un ultimo aggiornamento e torniamo di cronaca alla vicenda con cui abbiamo aperto la nostra edizione straordinaria, con la diretta di Lucio Zanato sul posto, che ci ha raccontato di questa tremenda vicenda, questa tragedia avvenuta a Paese la scorsa notte, le fiamme che hanno devastato un'abitazione e anche dei magazzini. Sono morte 2 persone, Franca Fava di 58 anni e Fiorenza Sandri di 74 anni, vivo, intossicato Sergio Miglioranza di 69, 2 donne rimaste letteralmente intrappolate nell'abitazione purtroppo e poi morte carbonizzate. Ci sono delle immagini dell'interno della zona, diciamo, interessata, ve le faccio vedere, sono immagini dei vigili del fuoco, eccole qui, e come potete vedere raccontano queste immagini la devastazione delle fiamme a pochi passi dall'abitazione. Ecco, questo così ci possiamo anche rendere conto di quell'ammassamento di materiale di cui parlavano i vigili del fuoco, che evidentemente ha alimentato le fiamme. Questo ammassamento di materiale davvero impressionante che si trovava nelle vicinanze dell'abitazione. Questo è quello che hanno trovato i vigili del fuoco, poi spegnendo il rogo che purtroppo non ha lasciato scampo alle 2 donne. Vi ricordo anche che abbiamo parlato sempre in apertura del telegiornale degli smottamenti e delle frane, degli allagamenti a Follina, e continua la problematica del maltempo nella Marca trevigiana. Sta piovendo ancora, ci sono criticità e vi racconteremo tutto questa sera nel corso dei nostri telegiornali per darvi un aggiornamento. Lo sapete, lo stato di emergenza è ancora aperto e si spera che tra oggi e domani si possa chiudere. Questo è quello che abbiamo raccontato finora e cosa abbiamo sentito anche dalla conferenza stampa del governatore Luca Zaia. C'è l'emergenza Covid, ma c'è anche un'emergenza legata al Covid, che è quella un po' economica, con tutte le incertezze di questa fase, vogliamo chiamarla fase 3 o fase 2 avanzata. Allora ne parliamo adesso con la CGIL, come ogni mercoledì, quindi potete da subito, appena sarà in onda in sovraimpressione il nostro numero di telefono per le chiamate, per tutte le vostre domande da fare. Parliamo di 730, parliamo di sconti, di bonus, insomma molto molto importante. Lo facciamo con Paolino Barbiero, segretario provinciale dello SPI CGIL di Treviso. Buongiorno. Buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Poi Monica Giomo, amministratore delegato Servizi Treviso SRL, buongiorno. Buongiorno a voi. E poi Graziano Basso, responsabile fiscale provinciale di Treviso Servizi SRL, buongiorno anche a Graziano. Buongiorno. Allora, come dicevo, le telefonate le potete fare fin da subito, 0422 162 6764 se la miopia non mi tradisce. Allora, prima di andare nel focus, vorrei chiedere a Paolino Barbiero, insomma, come la sta vedendo dal punto di vista ovviamente del sindacato e anche del sindacato pensionati, ma non solo, questa fase 2 avanzata, fase 3? Noi siamo molto preoccupati perché sono state fatte molte misure, ma le misure non vanno a regime dalla mattina alla sera, per cui c'è un vuoto che lascia parecchie famiglie in balia di se stesse. Cioè, grande operazione di cassa integrazione anche per settori dove non c'era, ma non tutti stanno percependo in modo puntuale le risorse, quindi bene per quelli che li hanno presi, male per quelli che sono in attesa. Bisogna ridurre al massimo questa attesa. Poi c'è tutta la parte che noi dovremmo osservare nelle prossime settimane,
prima sentivo parlare di case di riposo e tutta una serie di interventi per agevolare le entrate in casa di riposo, per far sì che i familiari giustamente vedano i loro cari, però noi oggi stiamo riscontrando una minor richiesta di persone di andare in casa di riposo, per cui ci troviamo con le case di riposo hanno posti letto vuoti, minori entrate, e già abbiamo visto che in alcune case di riposo, tra cui la Fenzi, che ha subito la pressione più forte del focolaio, alla fine hanno rinunciato al rapporto con la cooperativa. Queste persone devono trovare l'occupazione da un'altra parte attraverso la cooperativa. Per fortuna oggi c'è il divieto di licenziamento, ma questa cosa, se non viene prorogata fino alla fine anno, ci scoppierà a bomba durante l'estate, e noi dobbiamo evitarle queste cose. I centri diurni per anziani non sono ancora stati aperti, i centri sollievo sono chiusi, quindi le famiglie hanno la tensione di riprendere il lavoro ma non di avere i servizi di sostegno. Lo stesso vale per le famiglie che hanno figli, dove sui centri estivi, che se ne dica, siamo ancora in alto mare, nonostante gli sforzi importanti che i comuni stanno facendo. Per cui siamo dentro a un'emergenza continua. Ci mancava anche la situazione del tempo di questi giorni, che ha provocato danni in molti comuni, e quindi sostanzialmente siamo in una situazione delicata. Credo sia importante mantenere i nervi saldi, ognuno per le competenze che ha faccia la sua parte, come stiamo facendo noi come sindacato, sotto l'aspetto della tutela collettiva attraverso le categorie, e quindi l'applicazione dei contratti, il sostegno alle iniziative per avere la cassa integrazione, e dall'altra parte anche attraverso i servizi, penso al nostro patronato ma allo stesso CAF, dare quelle risposte immediate per tutte le opportunità che le famiglie possono avere. Hanno fatto un sacco di bonus, noi stiamo tentando di darci un ordine per conoscerli tutti e farli conoscere, perché abbiamo cominciato a fare una serie di telefonate, per esempio sul reddito di emergenza, e abbiamo visto che tante delle persone che chiamavano dicevano: io non sapevo che potevo avere questa opportunità, e purtroppo questa opportunità deve concretizzarsi entro il 30 di giugno, perché c'è la scadenza di 30 di giugno. Quindi la gente deve saperlo, insomma è importante che la gente sia informata chiaramente su questo. Quindi utilizziamo anche questa trasmissione. Perfetto. Poi si lavora, a un certo punto arriva sera per tutti, quindi non è che possiamo fare 24 ore su 24, abbiamo anche rinforzato la nostra struttura, faremo del nostro meglio. Allora fra pochissimo, subito con Monica per capire un po' la situazione, prima però vedo già subito una telefonata in diretta. Buongiorno, con chi parliamo? Sì, buongiorno, sono Stefania. Stefania, da dove? Da Spresiano. Da Spresiano, ci dica. Allora, io sono in cassa integrazione dal 24 di marzo e ad oggi non ho avuto ancora niente. Volevo sapere i tempi. Bella domanda. Artigiani, industria, ente bilaterale, che tipo? Che settore? Industria. Industria sono quelle che hanno avuto il percorso più veloce, quindi bisogna capire in che situazione è la sua domanda, e eventualmente, se è dell'industria, è stata firmata anche dal sindacato, faccia riferimento al sindacato che ha firmato quell'accordo, per capire se è incagliata in qualche parte, perché delle volte è successo cosa? Che fatta la domanda all'INPS non sono arrivate tutte le documentazioni necessarie, per cui l'INPS ha respinto la domanda chiedendo le informazioni necessarie, quindi delle volte lo slittamento è avvenuto anche per incongruità nel presentare la domanda in modo corretto. Deve fare questa verifica, signora? Ho capito. Una domanda. Io lavoro per una ditta di Bolzano, quindi l'INPS è qua di Treviso o di Bolzano? Dipende dove ha fatto la domanda l'azienda. Se la capogruppo è a Bolzano, presumo che l'abbiano fatta a Bolzano. Certo. E quindi credo che appunto deve verificare chi ha firmato l'accordo, perché le casse integrazioni si fanno previo accordo sindacale, verificare la categoria che l'ha sottoscritto e capire eventualmente come sollecitare l'INPS per vedere se è arrivata, è solo un problema che la stanno liquidando, oppure ci sono dei ritardi dovuti a incongruenze. Ok. Va bene, signora? La ringrazio. Grazie, salve, grazie a lei. Allora Monica,
Monica, prime settimane di apertura fisica, diciamo, delle sedi, la CGIL non è mai andata, diciamo, in vacanza, diciamo così, in periodo di emergenza, perché era sempre attiva anche con il blog, ma c'è stata la prima apertura in queste settimane di fisica delle sedi. Allora, come sta andando queste prime settimane, anche perché siamo proprio in periodo importante, la compilazione dei 730, eccetera, eccetera. Come procede? Mi senti, Monica? Forse Monica non mi sente. Monica? Che non ti sento. Monica? Vediamo se mi sente. Non mi sente. Sì, adesso sì. Scusa, okay, Nicola, è andato perfetto. via un attimo. Ecco. Allora ti stavo chiedendo come procede la riapertura fisica delle sedi in queste settimane, perché è un periodo importante, compilazione 730, richieste di bonus, eccetera, eccetera. Certo, allora guarda, l'avvio di fatto è stato diciamo molto tranquillo, perché comunque tutta l'organizzazione CGIL si era diciamo approfittato del periodo di chiusura un po' forzata chiaramente della causa Covid-19 per fare in modo di mettere in sicurezza tutte le sedi, tutti gli operatori che operano all'interno delle sedi e in maniera particolare chiaramente anche poi tutta la clientela che appunto a partire dal 18 di maggio ha iniziato a presentarsi fisicamente presso le sedi. Quindi tutti i dispositivi sono garantiti e questo insomma abbiamo visto che naturalmente mette anche le persone che si presentano fisicamente in una condizione di tranquillità. Quindi insomma mi sembra che stia procedendo tutto bene. Sta procedendo tutto sommato bene anche l'attività di compilazione delle dichiarazioni dei redditi. Ricordo che abbiamo un periodo più lungo quest'anno e quindi insomma do un attimo di tranquillità a chi ci ascolta che anche nel mese di agosto di fatto saremo operativi, chiuderemo solo chiaramente per un breve periodo per appunto la chiusura estiva, ma poi saremo di fatto insomma operativi nelle nostre sedi fino al 30 di settembre, data in cui appunto è previsto l'ultimo giorno per la presentazione del modello 730. Di fatto si sta comunque parallelamente ad un'attività diciamo fisica di sportello, portando avanti anche quell'attività che abbiamo avviato un po' anche diciamo forzatamente a causa dell'emergenza sanitaria, con l'utilizzo di quell'applicazione che si chiama Digita CGIL, un'applicazione gratuita che consente appunto di poter fotografare la documentazione fiscale e sostanzialmente trasmetterla agli operatori che poi presso le nostre sedi possono andare a anticipare di fatto la lavorazione della pratica 730. Il nostro sito, lo vedo qui in sovraimpressione, è uno strumento molto importante e collegandomi a quello che diceva Paolino, in questo periodo ogni giorno di fatto possiamo leggere di un'introduzione di un nuovo bonus, ecco, che chiaramente sono sostegni al reddito molto importanti per le famiglie in questo momento, però è necessario da parte nostra stare proprio allineati al passo in modo tale da poter dare le informazioni a chi giustamente poi a chi spettano questi bonus, di avere le indicazioni anche operative per come poi poterli ottenere, che non è sempre immediato, dobbiamo giustamente aspettare dei tempi tecnici dati dall'emanazione dei vari decreti ministeriali o pubblicazioni dell'Agenzia Entrate. Però ecco, il sito www.cgltreviso.it e anche il blog che abbiamo istituito quest'anno, CGIL Treviso risponde, vediamo che è uno strumento insomma che può risultare utile per questa finalità di supporto e di aiuto a delle domande che possono essere frequenti da parte dei cittadini. Bene, allora fra poco parliamo un po' di bonus vacanze ad esempio o i bonus che sono previsti. Vedo una telefonata in diretta, buongiorno, con chi parliamo? Sì, buongiorno, mi chiamo Gianni. Gianni, da dove? Sono di Piave, volevo parlare con il signor Barbiero per cortesia. Sì, certo. Dunque, volevo chiedere, io sono un dipendente portiere d'albergo che dal 12 di marzo sono praticamente a casa. Ho ricevuto solo la cassa integrazione di marzo perché il mio datore di lavoro ha aderito al FIS. Ecco, volevo sapere
con che tempi, con che modalità, anche perché l'INPS mi ha risposto che sì, ho l'82% dello stipendio lordo, ma mi viene trattenuto un ulteriore 22%. Cioè a marzo mi sono arrivati 700 euro, a fronte di una busta paga di oltre 1900. Chi può rispondere qui? Provo io, anche se è complicato perché dovrei vedere la busta paga, quindi do una risposta in termini generali, poi chiaramente l'invito di andare alla sede CGIL più vicina a San Donà e fare una verifica se è tutto corretto. Allora, il FIS è stato fatto per 9 settimane ed è stato prorogato per altre 9, quindi dovrebbe coprirci fino ad agosto. Noi stiamo chiedendo, proprio per le cose che dicevo all'inizio, che bisogna prevedere già una copertura almeno fino a fine anno, e contestualmente bisogna anche bloccare i licenziamenti, perché se non si bloccano i licenziamenti, finito il FIS, il portiere rischia di trovarsi con la lettera di licenziamento, quindi con una situazione complicata, perché dopo bisogna vedere se ha accesso alla NASPI, quindi bisogna avere presente anche queste criticità che fanno parte della discussione che a livello nazionale stiamo facendo con il governo. Poi il FIS, che appunto è stato uno strumento nuovo, introdotto proprio per coprire quei soggetti che non avrebbero avuto la cassa integrazione, ci ha messo un po' di tempo per andare a regime. Io credo che la seconda parte dovrebbe essere più veloce da quello che sappiamo. Poi abbiamo un dato generale che più dell'80% ha ricevuto i soldi in tempi congrui, un 20% invece a tempi più lunghi. È chiaro che questo 20% si sente preso in giro rispetto all'altro 80% che invece i soldi li ha avuti, ma non è solo tra l'altro una questione di presa in giro, è anche una questione reale di fabbisogno dei soldi, specialmente per situazioni di famiglie monoreddito dove se viene a mancare quel contributo non si va da nessuna parte, cioè si entra e si precipita proprio nella povertà assoluta. Ma quindi poi su la quota coperta bisogna stare attenti, perché la cassa integrazione parlano sempre dell'80%, ma non è l'80% dello stipendio, è l'80% finché lo stipendio lordo non supera i 1200 circa. Quando li supera c'è il tetto, e quindi chi ha salari più alti è quello che ci rimette di più poi sul saldo della cassa integrazione. Poi il 22 e il 23 è quello che si trattiene, bisogna vederlo anche in ragione dell'aliquota fiscale, quindi qua è difficile dare una risposta. Quello che posso dire è che noi ci stiamo mettendo tutta la pressione necessaria perché le pratiche vengano fatte nel modo più veloce possibile, sapendo che all'orizzonte appunto c'è il problema di dare continuità a questa cassa integrazione. Guardate, i giornali di ieri riportavano che nell'ipotesi mediana all'INPS mancheranno 49 miliardi. Mancheranno perché? Perché sono quelli in più che devono essere messi a disposizione per tutte queste tipologie di cassa integrazione che non erano finanziate. Specifico che chi lavora nell'industria e nei settori dove la cassa integrazione c'era già, quei fondi là sono finanziati perché nelle buste paghe c'è una trattenuta dello 0,30 che servono quando appunto c'è crisi. Tutta la realtà invece delle attività produttive che non avevano cassa integrazione sono coperte con soldi che l'INPS mette, ma li va a pescare su quei fondi, quindi generando delle perdite. E noi dobbiamo sì dare la risposta a Gianni, perché ha una famiglia e quindi quei soldi gli servono, ma dobbiamo avere anche una visione generale di quello che succederà nei prossimi mesi, perché come ho detto prima io non sono poi così tanto tranquillo, e ci vorrebbe anche nella discussione politica che sento in questi giorni una maggiore coesione nell'indirizzare le proposte a risolvere i problemi e non di fare campagna elettorale. Anche qui, insomma, per dirne una, la discussione sulla data delle elezioni, fissate quella data e smettetela, ma ragionate poi dei problemi. Anche perché, chiudo, sul welfare di emergenza non c'è solo il governo che deve intervenire. Sul welfare di emergenza stanno intervenendo i comuni, può intervenire anche la regione spostando risorse, facendo azioni che aiutino proprio questi soggetti. Cioè io credo che oggi non dobbiamo scaricare la colpa uno sull'altro, ma tutti insieme dobbiamo ricercare la via d'uscita. E vedremo se invece continuerà un po' quello che lei dice, insomma, dici tu, insomma, la campagna elettorale. Allora, pubblicità, poi andiamo nel dettaglio e parliamo di bonus, scadenze e quant'altro.
Rieccoci allora, rieccoci in diretta, siamo con la CGIL nell'ultima parte di questa prima parte dell'edizione straordinaria, scusate il gioco di parole. Allora, una telefonata in linea velocissimamente, poi andiamo da Graziano Basso. Chi abbiamo in linea? Pronto, buongiorno, sono Nadia da Treviso. Nadia, buongiorno, ci dica. Buongiorno, io volevo parlare col signor Graziano. Sì, allora siamo direttamente con Graziano Basso, eccoci. Per l'IMU. IMU. Prego. Allora, ho sentito questa mattina il vicepresidente della regione che le ho chiesto per via dell'IMU qua a Treviso se è stata spostata o addirittura tolta. Ma mi ha detto di no. E volevo chiedere, che mi ha detto che se l'ho data la casa in comodato uso gratuito al figlio e ho fatto un contratto registrato all'Agenzia delle Entrate, posso chiedere l'esenzione perché a mio figlio è prima casa, non ce ne sono altre. Rispondo di no. E perché? Una volta era così, fino a qualche anno fa era così. Grazie, arrivederci, buongiorno. Grazie. Nessun problema. Allora, arrivederci, buongiorno. Comunque le rispondo. Fino a qualche anno fa era così e infatti c'era effettivamente l'esenzione perché era assimilata all'abitazione principale, bastava non avere una casa di propria proprietà. Adesso invece questa cosa è limitata con a determinate condizioni, si può vedere se si può aver diritto alla riduzione del 50% dell'imposta dovuta, o meglio, alla riduzione del 50% della base imponibile su cui calcolare l'IMU. Poi le dico, appunto perché stiamo parlando di scadenza, che vabbè, ricordo ai nostri telespettatori che martedì prossimo c'è la scadenza dell'IMU che effettivamente non è stata prorogata. È uscita l'altro giorno una risoluzione del Ministero delle Finanze nella quale praticamente diceva che i comuni possono in linea di massima, potrebbero in linea di massima posticipare o meglio consentire ai cittadini di pagare l'IMU successivamente alla data del 16, ma lo devono prevedere, lo devono comunicare, altrimenti sono costretti a sanzionare. Per cui è una volontà. In provincia di Treviso, allo stato attuale, mi risulta che ci sono solo 2 comuni che praticamente hanno dato questa specie di proroga, per cui non è stato differito il termine, ma questi comuni possono decidere di dire non applico le sanzioni fino a questa data, per cui entro martedì in teoria per tutti i comuni l'IMU è dovuta. Purtroppo tra tutte le proroghe che ci sono state non sono state contemplate né l'IMU e né l'IRPEF, praticamente le imposte che scaturiscono dalla dichiarazione dei redditi. Tanto è vero che il 30 di giugno c'è la scadenza del saldo dell'IRPEF dell'anno 2019 e il versamento del primo acconto dell'IRPEF per l'anno 2020. La stessa identica cosa per tutte le imposte che scaturiscono dalla dichiarazione dei redditi. Poi questo mese di giugno c'è un po' di confusione perché si accavallano alcune scadenze prorogate in precedenza, per esempio basta pensare che ad aprile scadeva la presentazione della dichiarazione IVA, è stata prorogata perché non c'era la possibilità di accedere agli uffici per quanto riguarda l'emergenza Covid e il termine è stato posticipato al 30 di giugno, per cui anche questa è un'altra incombenza che si aggiunge. Per fortuna poi con il decreto rilancio hanno spostato tutte quelle cose che si dovevano pagare, ovvero tutti i versamenti che si dovevano effettuare a seguito di cartelle esattoriali, accertamenti e quant'altro per il periodo che intercorre dall'inizio del lockdown, dall'8 di marzo al 31 di maggio, perché se no sarebbero scadute anche queste all'interno del mese di giugno, creando un cosiddetto ingorgo di tasse e ingorgo di pagamenti. Per fortuna sono state posticipate a settembre e di conseguenza quelle possono ancora in parte non essere contabilizzate, perché bisogna adempiere a tutte le circostanze che ci portano a fare e adempiere anche a tutti i versamenti che devono essere effettuati sulla base della dichiarazione dei redditi. E conseguentemente, dimmi. No, vai. Appunto questi sono i versamenti che non sono stati dilazionati, tutti speravano, anche perché c'è un po' un disallineamento da quello che può essere
la logica delle dichiarazioni, perché abbiamo un 730 che è stato posticipato dal 31, che è stato posticipato dal 23 di luglio, è stato posticipato al 30 di settembre per quanto riguarda la presentazione, però il pagamento delle imposte, per esempio per il 730 senza sostituto, rimane il 30 di giugno oppure il 30 di luglio con la maggiorazione dello 0,40. È un po' insensato questo spostamento, sarebbe stato prevedibile o meglio sarebbe stato auspicabile che tutti i versamenti potessero essere effettuati in modo da non creare differenze tra i cittadini e i contribuenti, tutti entro il 30 di settembre senza sanzione, senza interessi, cosa che allo stato attuale non hanno previsto e conseguentemente rimangono le scadenze di ogni anno fisse per quanto riguarda i pagamenti delle imposte della dichiarazione dei redditi. Sono previsti anche degli sconti? Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, sicuramente ci sono anche i cosiddetti bonus di cui stavamo parlando, per cui hanno agganciato praticamente delle agevolazioni che erano già esistenti con degli adattamenti per quanto riguarda soprattutto il settore del risparmio energetico e dell'antisismico, per cui se si fanno delle combinazioni di detrazioni praticamente le une trascinano le altre, si riescono a portare a casa anche dei bei soldini, perché se si parla dell'eco bonus, della maxi detrazione che viene data che viene a partire dagli interventi effettuati dal 1° di luglio di quest'anno, si potranno portare a casa il 110% delle spese che vengono effettuate. Non mi sono sbagliato, è il 110%, per cui se ho speso 100 porto a casa 110, l'importante è che chieda la detrazione in dichiarazione dei redditi a partire dal prossimo anno, per cui guadagni un 10% se la metto in dichiarazione. Oppure posso comunque fare l'intervento, eventualmente chiedere lo sconto in fattura e vedermi praticamente la fattura a zero, perché l'agevolazione mi può essere praticamente già applicata sulla fattura, per cui non devo anticipare nulla e in tal caso avrò il recupero del totale fattura e là muore la cosa. Però l'importante è seguire i corretti passi per poter fare questo tipo di interventi, perché ci sono degli iter molto specifici. Per esempio bisognerà guardare la classe energetica dell'edificio in cui vengono effettuati questi interventi, per cui bisognerà fare una perizia e ci vorrà una certificazione prima dell'inizio dei lavori e una certificazione dopo. Se questo ha fatto sì che ci sia almeno l'ottenimento di 2 classi energetiche, praticamente un salto di 2 classi energetiche, un raggiungimento, qualora non ci fosse la possibilità, della classe massima di risparmio energetico, allora si potrà ottenere la detrazione. Ciò non toglie che comunque non è che facendo la dichiarazione avendo inserito la dichiarazione del 110% abbiano tolto tutte le altre, permangono sempre il 65% le solite riqualificazione energetica, risparmio energetico, rimane la ristrutturazione al 50% con tutti gli altri interventi, è solamente nel modo di fare le cose. Per cui noi ci stiamo anche attrezzando, perché per quanto riguarda per esempio lo sconto in fattura di cui avevo parlato prima, per cui per non pagare nulla in fattura bisogna praticamente far sì che ci sia seguire tutto l'iter per quanto riguarda i lavori, poi per le fatture e quant'altro bisogna ottenere il visto di conformità dal CAF, per esempio, come praticamente si farebbe in sede di dichiarazione dei redditi, solamente che si fa al momento dell'applicazione della fattura, per cui c'è un modulo da compilare, bisogna applicare il visto di conformità sulla documentazione e dopo con quello praticamente si ottiene lo sconto in fattura. Praticamente è un anticipo della dichiarazione dei redditi dei prossimi 5 anni questa cosa, per cui viene dato al CAF la possibilità di applicare il visto di conformità e noi ci stiamo attrezzando anche per seguire questa cosa e per dare questo servizio. Comunque ripeto, questa cosa è per tutti i lavori che iniziano oppure vengono sostenuti dal 1° di luglio del 2020, per cui se si devono fare dei lavori sì, questi riguardano il cappotto per esempio, la sostituzione delle caldaie in combinata magari anche col fotovoltaico. Eventualmente se faccio anche la colonnina perché mi sono comprato l'auto elettrica, anche questo potrebbe passare tutto al 110%. Se io non ho questo iter, ci sarà l'iter degli anni precedenti, perché non ho le caratteristiche, perché non riesco a rientrarci, comunque avrò le detrazioni previste del 50 o 65% a seconda della tipologia di intervento, comunque qualcosa porto a casa, per cui non è che l'una escluda l'altra.
L'importante sarebbe che chi deve fare lavori importanti nella casa, abbia intenzione di adeguare anche dal punto di vista sismico l'edificio, faccia tutti i passi corretti al fine di potersi portare a casa tutta la cifra che gli spetta. Certo. Eventualmente si può capire anche con la capienza, perché dopo abbiamo sempre anche il problema degli incapienti, che questa volta sembrerebbe anche abbastanza risolto, perché il credito e la detrazione potrebbe anche essere ceduta a colui che fa i lavori e conseguentemente ottenere il risparmio, anche in assenza di ritenute, altrimenti il risparmio andrebbe a perso. Chiarissimo. Allora abbiamo una telefonata e poi velocemente la pubblicità. Chi è in linea? Sì, buongiorno, sono Alessandro di Padova. Buon pomeriggio a lei e ascoltatori e teleascoltatori, perché invece ho gli ospiti, no? Guardi, io non sono talmente contento in questo periodo, anche perché dopo 37 anni di lavoro vado a ritirare la busta della paga di aprile 114,06 euro. Capisca lei, con la famiglia e un ragazzo che studia come sono messo, in che ambito lavora? La pandemia la dobbiamo affrontare a 360 gradi. Non possiamo fare una lotta totalmente dura nel rispetto di chi e delle loro famiglie che hanno messo i loro casi e quant'altro, però doveva anche prendere una larga scala in tutti i settori. Se succede qualcosa bisogna farci sulle maniche in tutti i settori, no? Adesso anche mi diceva, a parte che io sono praticamente anticapitalista. Ma lei in che settore lavora, mi scusi? Io sono nella logistica, sono iscritto ai Cobas, non sono iscritto ai Confederali, perché purtroppo sono anche molto deluso dei Confederali, quando vengono a fare soprattutto gli accordi interni aziendali. Sono ben accetti loro, e noi che lottiamo per avere un contratto nazionale all'articolo 36 della Costituzione, una vita libera di solo da sé e la propria famiglia, si va a fare accordi secondo modello con sensazione al ribasso. Questo è una colpa che do ai Confederali. Allora le faccio rispondere direttamente da Paolino. Paolino. Io rispondo sul problema, nel senso, se ha preso quei pochi soldi presumo che sia stato in cassa integrazione, quindi si tratta di capire dove è fermo l'iter per la cassa integrazione. Poi, come dicevo prima, dobbiamo guardare con attenzione anche le casistiche che riguardano il reddito di emergenza, perché si prende una fascia che è fuori dal reddito di cittadinanza, ma che però è più ampia, perché si parte dall'ISEE del 2019 di 15.000 euro, quindi molto più alto del limite sul reddito di cittadinanza. Bisogna vedere se appunto il calo poi della retribuzione, piuttosto che di ciò che si prendeva anche di attività di lavoro autonomo, è calata tanto quanto per consentire l'accesso a quel contributo per quelle fasce. Guardate, lo dico perché noi pensavamo che tutte le azioni che il governo ha fatto anche su nostra spinta avessero coperto tutti, e invece scopri ogni giorno che ci sono situazioni lavorative dove la copertura non c'è. Per esempio siamo contenti perché nella fase 2 nel decreto rilancio l'abbiamo titolata con uno slogan: colf e badanti fuori dal buio, regolarizzazione di tutte le persone che lavorano. E quando si parla di regolarizzazione tutti spostano il tiro sugli stranieri. Guardate che la necessità è quella di regolarizzare italiani e stranieri, perché ce ne sono molte situazioni non regolari, anche perché questa cosa qua serve a compensare quella stima di circa 1,5 milioni di persone che perderanno il lavoro finché non si andrà a regime complessivo, se si andrà. Allora, se ci saranno perdite di posti di lavoro regolari, bisogna che quelli regolari vengano sistemati il prima possibile, perché così si crea un elemento di compensazione, altrimenti potremmo essere più o meno anticapitalisti o contro il capitalismo. Alla fine, con il buco che si creerà, rischiamo di non avere più quelle protezioni necessarie che ci servono. Tra l'altro, con una situazione che va guardata con attenzione al di là delle appartenenze che ognuno di noi può avere, perché rischiamo davvero la rottura della coesione sociale. Cioè, quello che sta succedendo in altri paesi, noi dobbiamo guardarlo per imparare a risolvere i problemi prima, per non arrivare che queste cose
capitano anche nel mitico Nord-Est e nell'Italia nel suo insieme. Certo. Pubblicità e poi andiamo da Monica Giommo, parliamo del bonus vacanze. Rieccoci in diretta. Allora andiamo da Monica Giommo. Abbiamo sentito poco fa con Graziano Basso l'eco bonus, ma poi ci sono anche altri bonus previsti. Bisogna un po' addentrarsi nella giungla per spiegare un po' quali sono le possibilità a partire dal bonus vacanze. Sì, allora, diciamo che in questo momento in cui siamo quasi estate o siamo vicini all'estate, malgrado il tempo di questi ultimi giorni, il decreto rilancio ha previsto nel suo interno anche di un bonus, cosiddetto bonus vacanze, destinato appunto alle famiglie da poter utilizzare come incentivo sotto forma di credito d'imposta, adesso specifico in che modalità, da spendere in parte o diciamo parzialmente in strutture alberghiere, bed and breakfast, campeggi, e una parte successiva viene scontata poi nella prossima dichiarazione dei redditi. Allora, ad oggi questo diciamo bonus vacanze è in fase di conversione in legge, quindi le informazioni che oggi do sono quelle che noi ricaviamo dal decreto rilancio. Questo bonus spetta sotto forma appunto di credito e quindi di una somma monetaria che la famiglia può utilizzare e il cui importo è variabile a seconda innanzitutto di quanti sono i componenti della famiglia. Quindi diciamo che il credito sarà pari a 150 euro se il nucleo è composto da un solo componente, 300 euro se è composto di 2 componenti, superiore ai 2 componenti 500 euro. Allora, la famiglia sostanzialmente cosa dovrà fare? Intanto si è in attesa di probabilmente un'applicazione che il Ministero dovrebbe diciamo diffondere qui entro metà giugno, per consentire chiaramente poi alle famiglie anche di, come dicevamo in apertura, di provvedere a fare ciò che serve. Con questa applicazione sostanzialmente la famiglia che preventivamente ha presentato l'ISEE attraverso uno dei nostri sportelli e ha appurato che gli viene rilasciata un'attestazione ISEE in cui il valore ISEE è molto elevato, a differenza dei bonus classici che possiamo sapere e conoscere, il bonus per lo sconto in bolletta per il gas, le immondizie, la luce, che sono sugli 8.000 euro. Qui si parla addirittura di un valore ISEE di 40.000 euro, quindi molto molto elevato. Ciò vuol dire che la platea di famiglie che possono essere coinvolte è veramente molto elevata. Quindi il primo step è: se non hai ancora presentato l'ISEE, rivolgiti a uno sportello del CAF della CGIL, prenotalo e gratuitamente intanto fai in modo di ottenere questo foglio che ti attesta il tuo valore ISEE. Una volta fatto questo, in attesa di questa applicazione, ok? Una volta che uscirà questa applicazione, la famiglia che intende andare in vacanza può fare che cosa? Deve, attraverso questa applicazione, fare in modo di fare domanda al Ministero. Quindi sulla base del valore ISEE naturalmente farà la domanda, l'agenzia andrà a fare le opportune verifiche. Una volta che ho scelto la struttura alberghiera, il campeggio dove ho piacere di gestire insomma le mie vacanze quest'anno, mi presenterò con un codice cosiddetto a barre, un codice che appunto mi è stato dato attraverso questa applicazione. Mi presenterò alla struttura e la struttura, se accetterà, perché non è detto che tutte le strutture alberghiere, campeggi e quant'altro intendano partecipare a questa cosa, cosa succede? Mi verranno scontati direttamente in fattura, quando io pago la struttura alberghiera, l'80% faccio l'ipotesi, siamo una famiglia con più di 2 componenti, quindi 3 componenti, il mio credito sono 500 euro. Subito io usufruirò dell'80% di questi 500 euro, quindi l'albergatore farà in modo di farmi uno sconto diretto su quello che è il costo
costo immediato che io devo pagare all'albergatore. Il restante 20% io lo andrò a usufruire come detrazione, oggi si utilizza questo termine nel decreto rilancio, nella prossima dichiarazione dei redditi. Quindi sostanzialmente ho un beneficio immediato e contemporaneamente il restante 20% lo andrò a usufruire con la prossima dichiarazione. Allora, questa procedura che io ho descritto oggi non è ancora stata riportata da nessuna parte, però la si evince in più documenti che oggi girano anche in internet. La cosa più importante è sicuramente quella di essere pronti, dato che il beneficio, non l'ho detto, può essere utilizzato dal 1 luglio 2020 al 31/12/2021. Quindi questo è il periodo nel quale io posso usufruire di questo credito d'imposta, questo beneficio economico. E chiaramente dobbiamo aspettare appunto questa applicazione per capire se la procedura che io ho descritto effettivamente sarà questa. Un'altra cosa che posso magari già anticipare è che per fare la domanda attraverso questa applicazione è necessario lo SPID. Lo SPID è quel codice che ogni cittadino, ogni persona può ricevere, può farsi, ok? Anche semplicemente attraverso, cito un ente che lo fa, le poste, uno va, ma ci sono anche Info, c'è tanti altri enti, e questo codice SPID, penso ormai tutti lo sappiamo e lo conosciamo, ci consente di entrare in qualsiasi banca dati, che sia dell'Agenzia Entrate per la precompilata, ad esempio, piuttosto che nel sito dell'INPS, per poter inviare eventualmente anche alcune di quelle che sono le domande, congelo parentale o bonus, eventualmente adesso si parla anche recentemente di bonus centri estivi piuttosto che babysitting. Quindi questo codice bisognerebbe cercare eventualmente di informarsi, potete farlo anche tranquillamente presso il CAF e vi diamo, non lo facciamo chiaramente noi, non siamo l'ente preposto, ma nel caso di bisogno possiamo darvi le indicazioni di come eventualmente richiederlo. Chiarissima, chiarissima. Io sono veramente in chiusura, però chiedo 30 secondi a Paolino Barbiere in chiusura, perché veramente 30 secondi. Siete in contatto sempre ovviamente con i comuni che sono i destinatari delle problematiche del territorio. Cosa diciamo ai sindaci in questo periodo? 30 secondi. Mi aggancio ai bonus, perché poi una parte di bonus le stanno gestendo anche i comuni. Cioè, dietro al bonus ci stanno due impostazioni. La prima, dare un sostegno concreto alla famiglia. La seconda, in modo indiretto, creare un circuito di spesa per far crescere o non far calare più di tanto il prodotto interno lordo. Per esempio, molti comuni con il sostegno alimentare hanno deciso di fare accordi con i negozi di prossimità in modo che tutti i soldi non andassero riversati sui supermercati e quindi si creava una crisi ulteriore nei piccoli negozi di vicinato che sono indispensabili in particolar modo per le persone anziane. Lo stesso bonus vacanze ha questo significato, perché sono soldi per far sì che la gente si goda giustamente un po' di ferie, le faccia in Italia e quindi riempia tutte le attività ricettive e turistiche in Italia, in modo che così si spendono meno soldi di sostegno a reddito per quelle attività. Cioè è un circuito complicato da mettere in moto, ma poi io penso che la bacchetta magica non ce l'abbia nessuno. Dobbiamo provarci e dobbiamo, come dicevo all'inizio, fare in modo che tutti quanti remiamo nella stessa direzione, perché mai come adesso c'è la necessità di rafforzare la coesione sociale tra sistema economico, pensionati, famiglie, comuni, regione e via di questo passo. Perfetto. Il tempo del conflitto dobbiamo metterlo da parte in questa fase. C'è già un altro conflitto che è in atto ed è meglio lottare su quello, prima epidemiologico e poi quello economico. Grazie allora, certo. Grazie agli amici della CGIL, Paolino Barbiero, Monica Giomo e Graziano Basso. Ci rivediamo mercoledì prossimo, noi invece ci rivediamo per l'edizione straordinaria come sempre alle 17:30. Arrivederci.